Ci siamo quasi, intanto la carovana è partita in fondo al Viale della Vittoria, fra poco partiamo ufficialmente con la diretta. E siamo partiti, eccoci qui. A me non sembrava, siamo sempre fermi, ma comunque siamo partiti. Siamo partiti. Buongiorno Vittorio Veneto, buongiorno. Ciao Vittorio Veneto, siamo pronti per vivere insieme il pomeriggio dei Carnevali di Marca in quel di Viale della Vittoria, in compagnia della banda Bassotti. Sì, che sono oramai stoici, ma ci sono sempre. Eh sì, però... Allora, il terzo ha beccato il 41 bis, è ancora in galera. Signori, mi scappava, a me è venuta, ha beccato il 41 bis, è ancora in galera. Noi siamo fuori sulla parola. Esattamente. E siamo qui soprattutto per farvi divertire in questo pomeriggio che da un occhio inesperto potrebbe sembrare grigio. In realtà noi andremo a colorare questo pomeriggio dei Carnevali di Marca qui a Vittorio Veneto perché, caro Roberto, si torna a sfilare dopo un po' di anni di stop. Sì, esattamente, si torna a sfilare. L'anno scorso avevamo fatto un saluto, avevamo fatto una comparsata di carnevale. Quest'anno siamo naturalmente ritornati proprio per dare il via ufficiale. Intanto vedo il sindaco che, visto che è qua. Sì, è qua. Prego sindaco, venga. Sotto mentite spoglie. Come si dice? Venga a noi gaudente. Venga sindaco qui tra noi a inaugurare ufficialmente questo pomeriggio, perché lei rimarrà qui da questo punto privilegiato e si godrà lo spettacolo. Mi pare di capire, sindaco, non so se è d'accordo con me, che i vittoriesi non aspettavano altro di poter tornare in piazza. Guardi qui il colpo d'occhio, che cos'è? Allora, sindaco, finalmente si torna a sfilare con i carri allegorici a Vittorio Veneto. Sì, finalmente si riprende con questa che era diventata ormai una tradizione e noi siamo contenti di poter riprendere, come vedo anche i miei concittadini che sono tutti quanti qua. Abbiamo Ciao, una tigre qui davanti. Abbiamo una tigre abbiamo una tigre del Bengala, perché a Vittorio Veneto abbiamo pure le tigri del Bengala. Dobbiamo stare attenti, ma soprattutto, sindaco, vediamo tantissimi bambini, tantissime famiglie che hanno deciso di prendere parte a questa bella festa collettiva qui a Vittorio Veneto. Infatti il saluto dell'amministrazione mio e di tutta la città viene proprio ai convenuti tutti, ma soprattutto alle famiglie e soprattutto ai bambini. E anche a quelli che sono riusciti a rimanere un po' bambini, almeno un po'. Nello spirito. E godere di queste manifestazioni. Però, sindaco, io l'anno prossimo lo vogliamo vestito da qualcosa, non da sindaco magari, da sindaco con la fascia tricolore, non lo so. Posso fare una confessione? Prego. Ecco, io tanto non ci sente nessuno. Sì, fin da bambino mi vergognavo a mettere la maschera. E allora... a maggior ragione noi faremo vincere questa. Se vuole le procuriamo un terzo vestito. Glielo procuriamo. Si addice il politico, no? Qua dopo bisogna stare attenti. Stanno arrivando tra l'altro le forze dell'ordine laggiù, quindi attenzione. Occhio. Noi siamo fuori sulla parola oggi. Esatto. Molto bene, allora sindaco, grazie, poi rimarrà con noi anche nel corso del pomeriggio. Daremo anche un attestato così di così partecipazione a tutti i carri, quindi ci sarà un rappresentante di ogni carro che salirà qui sul palco, ma ci ha raggiunto qui, si susseguono. Signori e signori, ladies and gentlemen, vicini e lontani, da Cuzzol a Nove a Fadalto, e chi piano ne metta il mitico, l'inossidabile, perché è come l'acciaio, presidente dei Carnevali di Marca, Redo Bezzo! Un applauso! Iniziamo a scaldarci anche con gli applausi. Permettetemi di ringraziare l'amico Redo, permettetemi di ringraziare i Carnevali di Marca con tutto il loro lavoro e di ringraziare tutti quelli che l'hanno affiancato per la buona riuscita di questa manifestazione. Buon Carnevale a tutti. Grazie sindaco, ringraziamo il sindaco Antonio Miatto, poi faremo anche le foto ufficiali. Facciamo le foto, lo aspettiamo, naturalmente rimanga qui con noi, non abbandoni la... Allora, caro Redo Bezzo, no, perché sapete dovete applaudirlo, perché come dicevamo prima il terzo è in galera, noi siamo fuori sulla parola e lui è il responsabile di tutto. Esatto, quindi siamo attenzione, siamo a cavallo, come si dice, siamo a cavallo. Allora Presidente, si torna a sfilare, ricordiamo un po' di storia, era il 2020 in cui qui proprio su questo palco
c'erano le ultime ore Sì. di carnevale, gli ultimi colpi. Avevamo il via libera fino alle 24. Esatto, e poi è successo tutto quello che non doveva È succedere. successo che noi ce lo siamo già scordato. Esattamente, e siamo qui, siamo tantissimi. Redo, quante persone ci sono oggi a festeggiare il carnevale qui in piazza? Intanto buongiorno a tutti, bentrovati. Sono veramente contento che dopo 3 anni riprendiamo a fare la sfilata qui a Vittorio Veneto, in questo bellissimo viale, il Viale della Vittoria. Quindi l'anno scorso comunque qualcosa abbiamo fatto, no? Sì, Avevamo sì, fatto sì. carnevali fermi, la gente girava. Oggi riprendiamo come da tradizione, la gente ferma e i carri sfilano. Sfilano e i deficienti fanno i deficienti. no, beh, insomma, e loro continuano. nel senso lato del carnevale, insomma. chiedo scusa, perché ok. il Matti in piazza a carnevale che sta che tutto, giusto? Sì, sì, Giusto? sì, anche perché ci si mimetizza bene, no? Esatto, Quindi, esatto. ecco. Allora Redo, poi avremo modo ovviamente di fare tutti i ringraziamenti, ma sin da ora tutti i volontari che rendono possibile questa sfilata, Assolutamente sì. chi garantisce la sicurezza, Certo. chi lavora dietro le quinte non si vede, quindi un grazie collettivo a tutti quanti. È vero, perché per 2 ore di spettacolo che vedrete oggi ci sono mesi di lavoro dietro le quinte, di coordinazione, di preparazione, di programmazione, di idee da mettere in pratica. E il ringraziamento è la vostra presenza intanto, numerosa, che già vedo numerosa e che sicuramente lo sarà ancora di più fra un po', perché qualcuno magari non trova posto e quindi è in ritardo. La carovana è già partita e fra circa un quarto d'ora arriverà anche il primo gruppo. Abbiamo 15, non so se avete già detto. Non l'abbiamo detto, non Bene, l'abbiamo detto. lo dico io. Spoiler. Spoilerizza. Quanti gruppi? Abbiamo 15 tra carri e gruppi mascherati che sfilano oggi, quindi un bel numero. Di cui da Vittoriesi, che adesso possiamo, uno di Vittorio Uno di Veneto. Vittorio. Oh, Stoico che è la tornato, rappresentanza c'è. sono i genitori della scuola Alessandro Manzoni di Vittorio Veneto. Poi abbiamo altri 14 gruppi, abbiamo gruppi danzanti, di fatto ne abbiamo anche un altro di Vittorio Veneto, È vero. che è Frenesi, anche loro sono Certo. di Vittorio Veneto, però gruppo che sfila con un carro allegorico di fatto è uno. Comunque questa è una cosa molto ma molto positiva. Tra l'altro quest'anno abbiamo anche il maxi schermo Sì. che tra pochissimo Ogni anno c'è una novità, ogni anno abbiamo una novità. quindi Ecco. andremo ad inquadrare e quindi voi avrete Ma modo che anche di bello. salutarci, di vedere. E chiedo al regista, dopo saluteremo anche il regista. Abbiamo quella dall'altissimo? Guardate dall'alto il colpo d'occhio di Viale della Vittoria. Abbiamo anche una mongolfiera, abbiamo Sì, tutto. abbiamo quest'anno. tutto. Non ci facciamo mancare niente. Ecco, quindi questa è proprio la visuale di Viale della Vittoria che si sta veramente affollando minuto dopo minuto. Iniziamo a vedere giù in fondo, ecco qui le varie angolazioni, e quindi salutate anche le nostre telecamere, perché ovviamente per quei 4-5 vittoriesi che sono rimasti a casa e non sono qui in piazza, gli facciamo venire un po' di... Senti regista, smagrisci un attimo la figura laterale. non per so cortesia. non so sì. se riusciamo. No, perché facciamo il grandangolo lungo, quello che risucchia tutto, che fa effetto slim, quello della camicia. Poi famosa. abbiamo anche un'altra cosa che però vediamo se riusciamo a fare dopo. Sì? Io ho in tasca una telecamera. Sì, perché, una telecamera perché mignon. sapete che Federico E io vado un po' ha sempre queste a sfrugugliare. ha sempre queste fantasie, ma è normale, insomma, è così che ce l'abbiamo. Quindi l'abbiamo poi accolto. magari mi arrampicherò da qualche parte. vedremo. Assolutamente sì, Ma assolutamente. prima noi dobbiamo ricordare 2 cose. La prima cosa è che se tutto questo è possibile è, oltre all'associazione Carnevali di Marca, è grazie anche alla lotteria dei Carnevali di La Marca. famosissima lotteria dei Carnevali di Marca, chi non la conosce in tutti questi anni, montepremio famosissimo di 25.000 euro, primo Esattamente. premio una Opel Corsa Advent Coupé che fra poco che vedrete arriverà qui davanti. davanti. Quindi al costo di soli 2,50 euro vi portate a casa un'auto. Direi che l'affare non L'affare è buono, è buono è buono. affare, buon affare. Anche perché volevo ricordare che poi nella serata dell'estrazione dei biglietti alla Lotteria dei Carnevali di Marca, che avverrà il prossimo 25 di marzo, Sì. se non vado errato in quel di San Vendemiano, in quell'occasione verranno consegnati solitamente 2 o 3 assegni che vanno a delle associazioni che operano nel territorio, proprio perché una parte va in beneficenza. Quindi la Lotteria dei Carnevali di Marca è un modo per, da un lato, sostenere queste
questa iniziativa, i carnevali che ricordo partono, prendono Vittorio Veneto, poi vanno a Conegliano, Treviso, Pieve di Soligo, poi ne abbiamo tutte 21 comuni coinvolti 20 quest'anno, ecco, vedi. 21 comuni, ma dopo avremo modo di studiato, dirlo. ha Tutto studiato. è partito da qui, però, Sì, è diciamolo partito. sottovoce. Allora, di fatto, sostanzialmente, quando è nata Carnevali di Marca, che quest'anno a Conegliano festeggerà la trentennale, si sono uniti Conegliano, Vittorio Veneto e Pieve di Soligo proprio a livello di Carnevali di Marca, proprio per realizzare questo grande evento, e quindi ci siamo naturalmente riusciti. Allora ricordiamo il Montepremi, poi naturalmente ci sono anche altri buoni spesa di la Toffolati Gioielli, Kiwi Sport, poi anche i nostri supermercati Maxi e Spac. Esatto. E a proposito di Maxi e a Spac, proposito, esatto. adesso ci sarà un gioco nell'attesa che arrivino gli apripista, diciamo, della sfilata. Io ci avrei un'idea. Dica. Ci avrei un'idea, visto che ho visto che c'è il vice sindaco, Sì. lo usiamo come notaro. Molto bene, molto bene. Caro Sì. vice sindaco, salga a bordo. Salga, venga su. Io direi che è il momento di fare il bellissimo gioco. Io però farei così. Cosa dici? Spostiamo esatto. il tavolo un attimo. Sì. Spostiamo il... Fermi, stavamo per fare un danno irreparabile, ma l'allarme è rientrato. Grazie anche ai tecnici audio che ci rendono possibile l'amplificazione su tutta Viale della Vittoria. Allora, buongiorno vice sindaco, venga. venga. Siccome tra l'altro lei è l'assessore al bilancio nonché al portafoglio, chi meglio di lei può gestire fare da notaio questo evento? Allora, il nostro sponsor Maxi e Spac Supermercati metti a disposizione un buono spesa da 50 euro. Perché? Perché voi dovrete indovinare il valore di questa spesa. Allora noi esponiamo qui la spesa. Allora spieghiamo bene. Sì. Io questa mattina mi sono svegliato alle 5, ero Sì. fuori dal supermercato Maxi Sì. e ho In fatto la attesa. spesa. Ha fatto la spesa, Ho esatto. fatto la spesa. Ah. Ho comprato delle cose a caso. Sì, Ok, sì, però esatto. insomma, vabbè. Ecco. Quello abbiamo comprato. Abbiamo preso dei prodotti che tra poco vi mostreremo. Voi dovrete dirci il valore di tutta la borsa della spesa. Esattamente, Ok? bravo. Esatto. Chiameremo su 4 concorrenti. No, adesso io andrò a pescarli qui Tu vai davanti. a pescarli qui davanti. Li pescheremo qui davanti. Allora intanto io esporrei, caro vice sindaco, dia una mano a esporre la merce, così vediamo. Esatto, sembriamo una televendita di... Di Giorgio Mastrota, chi non se lo Esatto. ricorda, che vi offre alla fine un bellissimo televisore a 64 canali. All'epoca era della... pollici, 20... No, tu sei Ok, giovane, era bianco e 64 nero. canali, sì. E poi c'era un bellissima bicicletta a cambio Shimano a 64 e la rapporti coperta pure. in lana merino. È ce bellissima l'abbiamo. quella, sì. Ecco, allora, molto bene, con questo fare da televendita che abbiamo qui davanti. Allora, esprimiamo quali sono i prodotti intanto. Sì. Allora, abbiamo delle ottime Confetture confetture. di fragola. Poi abbiamo i fagioli cannellini. Ragazzi, non mangiateli di sera. Poi abbiamo che la vi fanno camomilla, questa sera dopo la festa di carnevale una camomilla ci sta bene. Un pocket coffee che vi aiuta la mattina. Poi abbiamo delle barrette di cereali. Il brodo vegetale, perché se per caso vi lascia a casa da solo, un brodino ve lo fate. E insieme al brodo vegetale abbiamo la pastina all'uovo, che così facciamo tutto Abbiamo uno. un bellissimo evidenziatore che vi serve per sottolineare le entrate e le uscite, sperando che siano sempre verdi e mai rosse. Del ottimo caffè, non diciamo la marca perché siamo in televisione, comunque è ottimo caffè. Certo, e poi lo ribadiamo. Poi abbiamo del cotone idrofilo. Lana, godone, giusto Se per per struccarvi. caso qualcuno... E poi abbiamo le mezze penne rigate. Poi vice sindaco anche lei ci dirà la cifra, che non pensi. E poi abbiamo della polpa di pomodoro. Allora, siamo qui anche per sfatare il mito. Sì. Dovete sapere che questo gioco noi lo facciamo in tutte le piazze dei carnevali di Marca. Dove ero io, non so da te, ma dove ero io hanno vinto sempre degli uomini. No, con una difficoltà iniziale. Non volevano venire. No, perché poi prendono carne. Timidezza, sbagliano. Dopodiché, appena arrivati su, ci hanno azzeccato quasi al centesimo. Allora, bene, allora io scenderei. Prego, fai Io l'inviato. scendo. Allora, vorrei avere 5
5 volontari, dai, eccolo qua, il primo volontario, venga, si metta qui sulla riga, perfetto, un altro volontario, dai, forza, eccolo qui, bravissimo. Allora, no, giratevi, giriamoci verso il Giratevi a palco. favore di camera che così Perfetto. ecco, vi inquadrano. Poi altri 3 volontari, Per dai, questi forza. 5 minuti Signora, di celebrità. signora, venga. Ma no, ma non faccia così, signor. Chi? Oh, ma che c'ha famo? Dovete solo vincere un bono, dai signora, avanti, forza, si metta qua. Il montepremi, No, la signora ha fatto la mossa. lo ripetiamo, Prego, eccoli qua. è un buono spesa del valore di 50 euro, quindi Sì. di questi tempi tanta roba, Sì. da spendere nei supermercati Maxi e Spac. Quindi, ok? male che vi vada, avete sbagliato. Oh signor, c'ho paura, questo qua Ha è il paura? carabiniere. Ha pa- Allora, adesso quindi voi mi direte il nome e il prezzo che avete pensato, ok? Allora lei, la signora Claudia, Claudia, ha pensato il valore di quella spesa quant'è? 20 euro. 20 euro per Claudia. Poi abbiamo Thomas, 22,10. 22,10. Tu stai segnando? Nome? Thomas. Boh. Poi abbiamo Antonio, Antonio. Votandonio la trippa. Diga! 16,80. 16,80. Signora. Ho già visto la signora che scuoteva la testa e diceva no, non va bene. Prego. Silvia, 15 euro. Quanto? 15. 15 euro. 11. 11 euro. Perfetto. Poi abbiamo Gilda, Gilda. 23,50. 23,50. Ci abbiamo un altro signore. Bravo. Tempestato de voi de partecipare. Sei proprio bello de. Ezequiel, 24,50. Ezechiel 24,50, 24,50, giusto? Perfetto. Allora vediamo chi si è avvicinato di più. C'è qualcun altro che vuole tentare la fortuna? Un altro che vuole tentare la fortuna? Ecco, vieni. Ecco qua. Andiamo anche Bene. a vedere l'ultimo partecipante. 19. E ti chiami? Sané. Sanè. 19. Allora vediamo il prezzo. Allora, siete pronti? Creiamo un po' di suspense. Tutti qui a- tempestati da gioia di vivere, dai, forza. Allora, io ho già fatto i conti, Presidente. Allora, aspetta perché abbiamo anche il presidente ingegnere. Abbiamo il presidente ingegnere. Abbiamo una... Allora, ripeti i nomi, vai. Allora, noi abbiamo Claudia, poi abbiamo Thomas, poi abbiamo Antonio, Silvia, Gilda, Ezechiele e... Sanè. Sanè, esatto, perfetto. Il prezzo è? Scusa un attimo, Sanè quanto ha detto? 19. 19, molto bene. Giusto? Giusto. Allora, siamo pronti. Adesso viene fuori Iva Zanin che ci fa ok, il prezzo Ok, è giusto. il prezzo è giusto, gira la ruota. Gira la ruota. Siamo pronti a decretare il vincitore che si aggiudica, adesso la tiro lunghissima, che si aggiudica il favoloso buono di 50 spesa euro spendibile. Maxi, Sì. che qui ci mostra esatto Il nostro balletto. presidente, e possiamo dire che vince il concorso Maxi e Spac di Vittorio Veneto Niente po' di meno che il signor siamo Thomas. Un carabiniere ha vinto. Aveva detto 22,10 e la spesa ammonta a 22,95. Quindi è quello che si Ecco, avvicina di più. Bravissimo Thomas, grazie. un grande applauso. No, ma adesso salga, su, faccia il giro. abbiamo faccia la pure il giro. consegna ufficiale. Allora, io volevo anche ricordare, che adesso fra poco raggiungo anch'io sul palco, però volevo dire... Dalla Finlandia ci stanno vedendo? Bene, allora pulitevi i denti che dalla Finlandia ci vedono tutte. Allora, no, volevo dire... Dica. Caro nostro Thomas, complimenti. Tu non sai però che c'è la parte 2. La parte 2, questa sera aperitivo a casa di Thomas. Abbiamo tutti tempo. Sì, esatto. Ecco qui, allora abbiamo la consegna ufficiale. Inquadriamo la consegna. Fermi qua che inquadriamo con calma. Inquadriamo la consegna ufficiale del buono di 50 euro Maxi e Spac. Ecco qui, un sorriso per la stampa da quella parte lì. Un applauso da parte della piazza di Vittorio Veneto.
Molto bene, molto bene. Caro Thomas, diventerà il nuovo testimonial Sì. dei supermercati. puoi Ecco. già andare a casa a preparare l'aperitivo. Mi hanno detto che c'è qualcuno che vuole pasta in bianco questa sera, vedi tu se hai qualcosa. Ricordo Pasta che, col qui, burro. che è un supermercato Maxi Family qui a Vittorio Veneto, in via Pontavai. Ecco. Quindi... Molto bene, eccoci qua. Bene, allora adesso noi... Dobbiamo far No, sparire la no, spesa? No, noi Aspetta. pensava lui. Sì, no, Allora, ci sarà. intanto noi facciamo sparire la spesa. Facciamo sparire la spesa, intanto il nostro presidente. Allora, caro vice sindaco, eccolo qua, intanto noi spostiamo. Allora, guadagniamo la nostra posizione, come dicevamo, vedete che ci stanno transitando, stanno arrivando praticamente il gruppo, il lungo gruppone che presiede i carri allegorici. Abbiamo anche Radio Wow che oggi è qui con noi naturalmente per questo pomeriggio. Intanto facciamo guadagni pure il centro della scena, sai, di solito bisogna essere sempre in mezzo ai due ladroni. Allora, caro vice sindaco, mi pare che ci siamo, giornata uggiosa ma giusta, col clima giusto per festeggiare il carnevale a Vittorio Veneto. Buongiorno a tutti innanzitutto. Siamo in tanti perché da qui si vede veramente il viale che è bellissimo. È arrivato anche il tantissima secondo gente. ladrone. Ecco. Eccoci qua. Quindi siamo felicissimi. 3 anni fa eravamo qui il giorno prima il giorno della prima, chiusura. il giorno quindi, prima, il giorno ecco, prima. con una tensione. Invece oggi siamo tutti allegri, felici, grazie all'Associazione dei Carnevali di Marca che fa un lavoro strepitoso, straordinario, e a tutti i volontari, tutti i gruppi che partecipano, che sono veramente belli. Li ho visti prima in via Cavour alla partenza, sono veramente dei bei gruppi, quindi ci sarà tanto divertimento qui in piazza. Bene, grazie. Grazie vice sindaco. Poi lei rimanga con noi perché noi l'aspettiamo. Ma guarda chi vedo là, vedo un triduo interessante, Attenzione. vedo Gianangelo Boff e vedo anche... Piovono sindaci. E anche Tony Darè, quindi invitiamo anche... Europarlamentare, di tutto abbiamo qua. Abbiamo di tutto oggi. Di tutto. Allora partiamo, ecco qua subito, neanche il tempo di arrivare. Gianangelo Boff, benvenuto, ben trovato qui a Vittorio Veneto, raggiungiamo il centro. Perfetto, sì. Anche perché, tra l'altro, intanto poi abbiamo anche, eccolo qua, il nostro europarlamentare Tony Darè. Allora, anche perché noi dobbiamo ricordare anche che il nostro Gianangelo Boff era un po' un tradizionalista del carnevale. Ma adesso che veste i panni istituzionali. Sì. Adesso va sempre in palestra, è un bravo ragazzo e studia a Roma. Benvenuto. Grazie all'amministrazione comunale di Vittorio Veneto, grazie al sindaco e al vice sindaco che sono qui oggi con noi. È veramente bellissima la sfilata di Vittorio Veneto, l'abbiamo fatta per tanti anni, l'ho fatta lì per tanti anni. Da protagonista. Che era una delle più belle, vedere la strada piena di gente. Poi tra l'altro Vittorio Veneto è una bellissima città, con tanti bambini, gente che si diverte. E voglio ringraziare anche e soprattutto i tanti gruppi dei carri mascherati, perché veramente lavorare nei gruppi non è facile, cioè preparare tutti i carri, ci si lavora dietro un anno, si preparano i balletti, è veramente un lavoro di squadra importante. Questi 2 anni di stop hanno portato un po' di difficoltà, ma adesso pian pianino andiamo a recuperare, e soprattutto un grazie va alla grandissima macchina di Carnevali di Marca, perché sono veramente un portento, perché organizzare tutte queste manifestazioni in comuni diversi, in strade diverse, in luoghi diversi, un po' in tutta la provincia di Treviso e anche fuori dalla provincia di Treviso, vuol dire veramente metterci tanta passione, tanto lavoro e anche tanta responsabilità, e veramente io li ho conosciuti davvero, sono veramente una squadra di persone valide. Vedo qui davanti Gabriele, e l'ultimo grazie va anche alla Protezione Civile, che ogni volta che si organizza qualcosa la Protezione Civile c'è sempre, e soprattutto sono sempre pronti sia per gli eventi, ma anche poi quando succede qualche disgrazia la nostra Protezione Civile è sempre un fiore all'occhiello del nostro Veneto. Grazie a voi, grazie a tutti. Grazie Gianangelo Boff, anche
lei Sì. può rimanere qui insieme a noi, ovviamente a godersi lo spettacolo da questo punto di vista un po' privilegiato. Prima di dare la parola a Gian Antonio Del Re, chi abbiamo? Ci abbiamo Wow, ci abbiamo Radio Wow con Serena direttamente in pole position. Vedete, Carnevali di Marca offre sempre delle opportunità e chiaramente io capisco. Eccola qua, Eccoci qua. Anche perché comunque capisco che da questo palco, a parte gli astanti, il bell'occhio si vede dall'altra parte. Complimenti alle nostre intrattenitrici di Radio Wow, sempre belle e sempre Media sorridenti. partner dei Carnevali di Marca, grazie. Grazie mille a voi, ma un ringraziamento lo dovremmo fare noi tutti a loro che si sono fatti un mazzo enorme per organizzare questo Carnevale 2023 veramente stupendo. Lo facciamo, un applauso ragazzi, un applauso tutti insieme. Grazie, e naturalmente noi abbiamo Radio Wow che oggi apre la lunga sfilata, perché una cosa non manca a Vittorio Veneto: i viali lunghi. Qua sì, ne abbiamo, sì, perché possiamo dire, anche se andate a Treviso, allora sono di parte, a Treviso, qua è tutto dritto, qua è tutto dritto, possiamo combinarne di tutti i colori. E allora, visto che abbiamo Raggiunga il centro, perfetto, sempre anche in mezzo ai due ladroni. anche perché volevo anche ricordare un altro aspetto importante di Vittorio Veneto, che abbiamo qui l'area Fender. Questa è la città del coriandolo, visto che ho visto è uscito anche recentemente un altro libro che ricorda il grande Fender, che è stato quello che ha inventato i coriandoli. La prima volta che li ha tirati in testa gliene hanno dette di ogni cosa a Trieste. Le ha prese. Però insomma è un grande cosa. Caro il nostro Tony Da Re, giunto direttamente da Bruxelles. Diretto. Intanto un grazie, un saluto a tutti i presenti, un grazie naturalmente a Carnevale di Marca, perché questa manifestazione è una delle manifestazioni più importanti nella città di Vittorio Veneto, naturalmente assieme ai Fogli di Sant'Augusta, che fanno giusto, bisogna bravo. dire quelle che sono le cose. Ma il grazie va ai volontari, perché queste manifestazioni si fanno solo perché c'è il volontariato, quell'esercito che non discute, non parla mai e lavora in silenzio, che permette a tutte queste persone e ai nostri bambini di divertirsi su un carnevale del genere, anche perché è un carnevale che viene esportato su tutta la Marca trevigiana. Un grazie ancora per quello che fate per le nostre comunità, un grazie alla Protezione Civile, un grazie veramente perché queste cose si fanno. Non c'è amministrazione comunale che può permettersi una cosa del genere, perché non ci sono i fondi, le cose si compensano con il lavoro di tutti, quindi un grazie ancora e un applauso a tutti voi, complimenti ancora. Grazie. Grazie a Gian Antonio Da Re, ecco qui. In questo pomeriggio intanto abbiamo visto passare il primo premio della lotteria dei Carnevali di Marca. Vi dicevamo prima che acquistando un biglietto con il costo simbolico quasi di 2,50 € vi portate a casa un'auto del valore di 21.000 euro, se non sbaglio. Aspetta, ecco, che c'è foto ufficiale. Foto ufficiale, naturalmente. Prego. Facciamo gli accasciati, facciamo noi, ladroni ottimo. accasciati. Qua. Eccoci qua. Molto bene, eccoci qua. Salutiamo ovviamente anche le auto degli sponsor che stanno passando qui davanti. E intanto guardate, io vado a salutare uno degli sponsor. Vai. Questa sera non cammino più. Signori e signori, VIP tende, voi siete delle VIP tende, loro sono delle VIP. E che... Mamma mia, ragazzi, no, perché di solito c'era un ragazzo che guidava, però meglio così, sono molto lieto. Sì, va benissimo, continuate. Giù in fondo a destra ci sono tante tende da fare. Allora, ricordiamo naturalmente, ringraziamo gli altri sponsor da VIP Tende, Tecnomat, Sarlo Group, Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi, ancora i supermercati Maxi e naturalmente SPAC. Questi sono gli sponsor. Intanto vedo, guardate, qua c'è anche... Lui mi dice di no, ma lo salutiamo, Federico. Sì, no, inquadriamolo anche... Girati. In primo piano, chiedo al fotografo intanto esattamente. Diamo un primo piano al buon Aldo. Piacere Aldo. Piacere di conoscerla. Lei si chiama Roberto, perfetto, benissimo, uno del direttivo di Carnevali di Marca. E intanto adesso vediamo scorrere, adesso abbiamo il primo gruppo. Adesso si comincia a fare sul serio, Roberto. Sì, esatto, abbiamo le Majorette con la banda di Prata di Pordenone.
E allora noi in questo momento... C'è Allora- Aldo che mi dice di stare vicino alla mazza così la prendo in testa. Così la prendi in testa, molto bene. Intanto ricordiamo che Music Show Band Majorette di Prata di Pordenone, un gruppo musicale folcloristico del comune appunto di Prata di Pordenone, lo scorso anno hanno festeggiato i 70 anni di fondazione della banda musicale e il 50° anniversario per le Majorette. Ci sono circa 40 elementi tra musicanti e Majorette, ma tutti hanno in comune un'unica passione, la musica e la danza. La musica che celebra importanti occasioni, la musica che cammina per le vie, la musica che fa festa. Il gruppo Majorette svolge sia l'attività folcloristica sia quella sportiva agonistica. Molti sono i meriti in campo agonistico che hanno raggiunto. Nel 2022 hanno partecipato al campionato mondiale svoltosi in Olanda, classificandosi al 4° posto, e oggi sono qui a Vittorio Veneto, ricordiamolo. E poi hanno partecipato al campionato europeo Majorette svoltosi a Lignano, raggiungendo il podio con il 3° posto. E quindi questi sono ragazzi da podio, guardiamo. Signorine, guardate avanti, non vi emozionate, perché so che un uomo della mia statura e della mia possenza può emozionarvi. Può distrarre. Gli distrae. No. Allora, dicevamo, abbiamo questo gruppo Majorette con la banda di Prata di Pordenone, che sono un gruppo, tra l'altro ricordiamo anche amico dei Carnevali di Marca, che partecipa spesso. Storico, nel senso che il gruppo, nel senso come istituzione, perché insomma sì, no, loro sono un po' più recenti. Sono un po' più recenti, loro sono giovani. E portati bene, li portano bene i 70 anni. Senti la musichetta. Guarda come vanno di balzello in balzello. Signori, un applausone. Forza. Majorette e banda di Prata di Pordenone. E tra l'altro dobbiamo chiamare un rappresentante delle Majorette qui sul palco, perché c'è la consegna della targa. Vero, Presidente? C'è la consegna dell'attestato. Ma Roberto, se noi entriamo lì in mezzo, siamo rossi anche noi. Sì, facciamo finta di suonare. Sì, dai, pronto? Eccolo qua, abbiamo un rappresentante. Allora, qui in mezzo, guardate lì. Eccoci Salutiamo. qua. Grazie mille alle Majorette, al gruppo di Prata di Pordenone. E allora intanto noi adesso ricordiamo, mentre aspettiamo il prossimo gruppo, che sono i Frenesi, che ci portano nei meravigliosi anni 80. Ricordiamo che è un gruppo danza di Vittorio Veneto, quindi questo è il gruppo, prima dicevamo ci sono 2 gruppi che partecipano qui a Vittorio Veneto, e proprio uno è questo Frenesi, che sono oramai famosi per la danza sportiva, sono un nutrito gruppo affiatato nel mondo mondo di questo sport, che di solito viene visto solo come attività come posso dire, ludica, ma è attività sportiva, ottenendo anche ottimi risultati anche a livello di campionati italiani. Intanto andiamo a salutare ancora una volta coloro i quali ci stanno guardando in diretta sulla Tenda TV, sul canale delle Smart TV, canale 19. E chi ci abbiamo? Anche quelli che ci stanno seguendo sui nostri social, che ci stanno salutando. Quindi
Scrivete pure sotto i commenti, noi andremo a salutare, salutiamo Luca, poi salutiamo Davide. Prima tu ti eri distratto, ti hanno detto saluti alla Finlandia e tu pensavi che fosse una butad, invece ci stanno realmente seguendo dalla Finlandia. Sì. Ah, però. Quindi lì c'è la neve. Ma qui no, ma aspetta, sono italiani in Finlandia o finlandesi? Italiani in Finlandia, come se fossero finlandesi. No, perché sai com'è, abbiamo anche il nostro cioè, piacciamo anche noi, possiamo sì, piacere, certo, insomma. certo. Eccoli qua, gli amici della scuola di ballo Frenesi di Vittorio Veneto, con i favolosi anni '80. E allora, mentre arrivano, ricordiamo che l'associazione di danza sportiva Frenesi, con sede a Vittorio Veneto, vanta 40 anni di attività. 40, sono... Però la Silvana è più giovane. Sì, sì, sì. La maestra, la capogruppo, è più giovane, lei non ha i 40 anni, ne ha meno. Eccole qua, un applausone, forza! L'applauso di Vittorio Veneto, Frenesi, meravigliosi anni '80. E intanto sale qui sul palco anche Silvana della Frenesi, alla quale consegniamo... Qui in mezzo, guardiamo di là, pronti, eccoci, un saluto agli amici che ci stanno guardando da casa, alla scuola di danza Frenesi. E stiamo vedendo le coreografie e le scelte musicali di Jessica De Bona e Luca Vanni, che quest'anno hanno scelto appunto i magnifici anni '80. E qui tra loro, tra le fila del corpo di danza, troviamo delle campionesse del mondo e campionesse italiane che rappresentano la Federazione Italiana di Danza Sportiva. La danza fa bene alla mente e allo spirito. Scegliete il vostro stile e ballate con Frenesi. Il Frenesi nel pomeriggio del carnevale qui a Vittorio Veneto. E l'applauso di Vittorio Veneto, voglio sentirlo. Forza, un grande applauso. Allora, eccoli qua, eccoli. Che stanno a partire la musica? Eccoli qua. I favolosi anni '80 by Frenesi. Ecco, qui se ci mettessimo lì in mezzo non passeremo inosservati. No. Faremo strage, No. strage. Nel senso che domani saremo già dal fisioterapista per aggiustare. Quello sicuro. Allora, adesso è un momento catartico. È un momento che a me riempie ogni volta il cuore, perché sta per venire avanti il gruppo di una scuola, la scuola primaria Alessandro Manzoni di Vittorio Veneto, il gruppo genitori. Si gioca in casa. Si gioca in casa, anche perché questo gruppo qua ha cominciato pre-Covid, avevamo fatto 2 o 3 anni e adesso sono ritornati alla grande, quindi ai vittoriesi, a quei ragazzi della scuola Alessandro Manzoni e naturalmente ai loro genitori va il nostro grande applauso, perché ci hanno creduto. Ricominciamo in musica, ricominciamo con la musica. Scuola primaria Alessandro Manzoni. E stanno per arrivare con il loro carro. Anche perché adesso, allora fermatevi qua, adesso ci sarà un bel momento. Sì. Allora abbassiamo un attimo la musica, un secondo. Allora, no, facciamo, andate pure avanti, scusate.
Allora, adesso ci sarà un momento particolare. Facciamo naturalmente avanzare il carro allegorico. Allora, adesso ci sarà, oltre al fatto che è il gruppo di Vittorio Veneto, quindi vittoriesi applaudite, applaudite! Vogliamo sentirvi! Così il prossimo anno lo fanno ancora, perché ho visto che non si sono, nonostante tutto, sono ancora qui presenti. Sì. Allora, adesso noi faremo un bellissimo momento che è organizzato da Carnevali di Marca, abbiamo voluto fare con gli amici della scuola Alessandro Manzoni. Intanto magari il carro se viene un po' più avanti, bravissimo. Così adesso abbiamo il tempo per fare un inno alla pace e infatti invitiamo allora stanno prendendo posizione. Quanti sono? Guarda quanti! Attenzione, attenzione. Allora chiedo anche tra poco alla regia video di non perdere questo momento, ma abbiamo tutto il tempo per prepararci. Allora, metteteli pure lì al centro della carreggiata, metteteli pure al centro della carreggiata. No. Occhio che non facciamo... Allora, in segno di pace. Esatto. Perché noi siamo qui a divertirci oggi, ma c'è qualcuno che si diverte un po' meno di noi in questo periodo. Ormai è passato un anno dall'inizio, insomma, della guerra, quindi in segno di pace vogliamo fare questo gesto simbolico. Esatto. Andremo a liberare che cosa? A liberare dei piccioni viaggiatori che poi torneranno a casa loro, esatto. Ovviamente. E questo è un segno proprio per la volontà e la ricerca di quello che deve essere la pace, visto che ci sono diversi conflitti, non solo il conflitto ucraino, ma ce ne sono diversi. Quindi ecco che la volontà di Carnevale di Marca, anche in un momento di festa come il Carnevale, si vuole assolutamente inneggiare alla pace. Allora invitiamo, eccoli là, i volontari a prendere in mano i colombi. Ecco qua, adesso vediamo. E allora, poi... bambini, rivolgetevi verso di qua, di là. Che tutte le macchine fotografiche, no, pian però. Aspetta, tutti assieme, no, aspettate, fermi. Uno è partito, dovete tenerli, forza, tenerli. Ok, allora... Aspetta, non ci sono ancora. Non ci sono. Roberto, vai in spedizione. Allora, magari anche qualche adulto, magari per riuscire a tenerli in mano, forza. Allora, facciamo una cosa. Li prendiamo in mano, poi li mettiamo qui davanti. Allora, forza, venite qui avanti, fermi ragazzi, forza qui davanti, quelli che hanno... Altrimenti non vi vedo. Ecco, qui davanti e guardate di là. Guardate di là. Fermi naturalmente. Perfetto, Ci siamo molto quasi. bene, guardate di là. Guardate di là. Fermi. Siete pronti? Ne manca ancora qualcuno? Allora, pronti? Allora cominciamo il nostro countdown. Eccolo Mirko. qua, il movimento. Opla. Allora, 5, 4, tutti insieme, 3, via, lasciateli andare. Bellissimo, questo l'abbiamo fatto naturalmente anche assieme ai ragazzi della scuola Alessandro Manzoni, che adesso riprendono il loro percorso. Grazie, facciamo un grande applauso a questo gruppo che ha voluto condividere con noi questo momento. Quanti sono? Io vorrei un rappresentante del carro qui sul palco per la consegna ufficiale dell'attestato di partecipazione. Ecco qui, allora, qui davanti, qui davanti. Prego Fabiana. Eccoci qua. Consegniamo. Qui in mezzo. Ferma.
ferma qui, Fabiana. Qui Fabiana. abbiamo No, no. piccioni viaggiatori, abbiamo di tutto. No, eccolo qua, perfetto. La consegna ufficiale dell'attestato di partecipazione alla scuola Manzoni di Vittorio Veneto e il grazie dell'associazione Carnevali di Marca. Qua. Foto. Sempre tra la banda Bassotti. Sì, tranquillo, le mani le tengo a posto, le tengo in alto. Sono tutte in Ecco alto. qua. Ci sono più fotografi qui. Bene. Ecco qua. E facciamo un grande applauso ancora ai ragazzi della scuola Manzoni. Grazie mille. E parte la carovana che oggi ci tiene compagnia. Allora, ricordiamo che questo gruppo è già da qualche anno che partecipa a Carnevali di Marca, con temi sempre legati anche alla natura, e quest'anno ho voluto ricordarci di ripartire dalla musica come arte per stare assieme, per divertirsi. E soprattutto direi di estendere l'invito anche alle altre scuole, perché no? Chi volesse può sempre decidere di mettere in piedi un gruppo, un carro, una coreografia e sfilare qui insieme a noi nella domenica del Carnevale di Marca. Anche perché di solito anche Carnevali di Marca organizza anche i corsi di cartapesta. Certo. Proprio alla scuola Manzoni qualche anno fa avevano cominciato proprio con un corso di cartapesta. E eccoli qua, vediamoli nel loro splendore che stanno ripartendo con la coreografia. Mirko. Sì, guarda quanti sono. E li stiamo inquadrando anche con le nostre telecamere, e quindi è giunto il momento di salutare gli amici vittoriesi. E adesso Ci abbiamo anche quello da richiamo, vedi? Ci abbiamo anche quello che richiama. Oh là. È uno che fa richiamo. Esatto. Ha un volto conosciuto, ma non vorrei dire chi è. Sì. Non vorrei dire chi è. Allora, Stanchi. sei pronto, Roberto, a incontrare niente po' di meno che Giulio Cesare? No, perché abbiamo ospiti speciali qui a Vittorio Veneto. Abbiamo ospiti speciali, assolutamente sì. Stanno arrivando gli amici di Santa Maria del Piave e di Bocca di Strada naturalmente ci riportano nell'antica Roma, Semo Romani. Cesare e i Romani, le due parrocchie di Bocca di Strada e di Santa Maria, unite dallo stesso parroco, vivono insieme questa esperienza di carnevale, coinvolgendo i ragazzi delle elementari e medie e alcuni adulti sempre pronti a curare e sostenere le iniziative che la parrocchia propone. Ma nota che Don Walter, io avrei un desiderio, Don Walter, posso? Dica. Allora io vorrei salire un attimo sulla biga. Sulla là con biga. lei. Allora, sì, una volta tanto, eccolo. Dai, riprendiamo pure. No, Don Walter, voglio anche lei, venite. Senza un prete non vale. Signore e signori, sulla biga. Benedizioni Urbi e Torbi. Direttamente dalla biga di Don Walter. Allora, intervistalo già che ce l'hai lì. Don Walter, tu sei un antesignano del carnevale, perché dove vai porta il carnevale. Beh, questo è vero perché abbiamo iniziato già con le parrocchie dove facevo servizio prima e poi abbiamo continuato in questa realtà di altre due parrocchie. È un'occasione per mettere insieme due realtà diverse, a condividere un'esperienza e a crescere insieme. Grazie Don Walter, e naturalmente adesso invitiamo Don Walter, se vuoi salire a prendere naturalmente l'attestato, forza. Il mitico Don Walter che ci ricordava naturalmente che lui fa parte questi anche il CER avevano cominciato, adesso abbiamo Bocca di Strada e Santa Maria del Piave. E vediamo la coreografia proprio qui davanti al palco. Che posso fare coreografia? Gli amici di Santa Maria del Piave e Bocca di Strada con Cesare e i Romani. E facciamo la consegna e inquadriamo pure il nostro Giulio Cesare. Qui venite un po' più in qua. Ecco qua, sindaco, eccoci qua, molto bene.
ci diceva il sindaco che lei è originario di dove? Ponte delle Gere, Bocca di Strada. Oh, quindi qua si Abbiamo svelano gli altarini. Abbiamo la carrambata. Esatto, abbiamo la esatto. carrambata. Grazie Don Walter. E chi abbiamo qui? Io sono il piccolo Cesare. Ah, il piccolo, abbiamo Cesare grande e Cesare piccolo. Molto bene, un applauso a tutti e due i Cesari che abbiamo qui. Grazie mille. Grazie mille. E quindi salutiamo gli amici di Bocca di Strada e Santa Maria del Piave con Cesare e i Romani. Gli amici, come diceva Don Walter, questo gruppo parrocchiale, 2 parrocchie unite da Don Walter, che ogni anno partecipano, sono sempre pieni di grinta e di voglia di festeggiare e inneggiare il carnevale. Allora intanto noi, mentre li vediamo transitare, ricordiamo che oggi siamo a Vittorio Veneto, ma nella martedì prossimo proseguirà il nostro carnevale tra Treviso, Conegliano, Cornuda, quindi ci saranno sicuramente grandi eventi per festeggiare il carnevale, ma noi oggi stiamo qui a Vittorio Veneto a festeggiarlo nel migliore dei modi, naturalmente con i carri. Dicevamo 15 gruppi oggi, oramai siamo giunti al gruppo di Cesare e i Romani. Adesso arriveremo al prossimo gruppo, che sono direttamente Asolo. di Asolo. Esatto, adesso abbiamo qualche istante così per ricordare, giustamente dicevi Roberto, gli altri appuntamenti. È iniziata praticamente appena dopo l'Epifania l'avventura di Carnevali di Marca di quest'anno e abbiamo toccato 21 tappe, ci sono stati un sacco di spettacoli per bambini, anche ieri qui in piazza Vittorio Veneto c'erano gli spettacoli per i più piccoli e un programma veramente sempre in espansione che in questi ultimi giorni di Carnevale sta avendo proprio l'exploit. Oggi ci sono, oltre a Vittorio Veneto, altre sfilate e poi martedì grasso gli ultimi colpi di quindi ricordo. vi diamo già l'appuntamento a Conegliano, se volete venire a trovarci ci saremo io e te a Conegliano. Sempre che il giudice non ci arrestino sempre prima, che il giudice ovviamente, per le indagini esattamente. preliminari ci lasci ancora la libertà sulla parola, insomma, dipende sempre da quello. Esatto. E poi ci sarà anche sempre in contemporanea martedì pomeriggio la grande sfilata del Carnevale Trevigiano a Treviso, quindi nel capoluogo. E poi ricordiamo anche Cornuda, ma cogliamo anche l'occasione per ricordare e salutare quelli che sono i nostri sponsor. Che sono VIP Tende, Conè, Homes Industria, Oggi Treviso, Tofolatti Gioielli, Tecnomat, Alpen Plus, Banca di Credito Cooperativo Prealpi San Biagio, SPAC Maxi e naturalmente Sarlo Group, che è il primo premio della lotteria dei Carnevali di Marca, che vi ricordo, se non avete ancora comprato un biglietto, perché non cogliere l'occasione di comprare uno dei biglietti che vi dà l'opportunità di vincere uno dei premi, montepremi 25.000 euro, primo premio una Opel Corsa. Poi ci sono altri, pensate, 29 premi da Buoni Acquisti Tofolatti Gioielli, Kiwi Sport e poi Maxi e SPAC, che ricordiamo abbiamo fatto il gioco prima proprio con il gioco della spesa. SPAC. Intanto qui abbiamo un'atmosfera orientaleggiante, direi. L'atmosfera orientaleggiante. Sono arrivate le geishe asolane. Viva il Paron dei Peri! E quindi diamo il benvenuto con un applauso al gruppo Viva il Paron dei Peri di Asolo. Di Casella d'Asolo, per la precisione, giusto? Giusto. Allora, guardalo. Allora, non sapevo che a Caselle d'Asolo c'era un giappo. Guarda, sembra un giappo, Un giappo, sì. Allora, il gruppo Viva il Paron dei Peri ad Asolo è nato e quest'anno con il Giappone si è gemellato. Siamo venuti a Vittorio Veneto per questo evento speciale a rendere fantastico il vostro bel carnevale. Dalla terra del Sollevante sono arrivate delle bellezze uniche e raffinate. Tra glicini, fior di loto e ciliegi in fiore giungono qui queste splendide signore. Le geishe con tanta bellezza ed eleganza vengono avanti al passo di danza, tutte in fila con i loro ombrellini per la gioia di grandi e piccini. Effettivamente vedo che ci sono, però vedo un po' delle cose strane. Sì. Secondo me è il profumo di ciliegio e glicine che dà un po' alla testa in questo momento. Questa geisha qua, secondo me, non lo so. Come sta? Tutto bene? Bene, Benissimo. Sono Antonio e vengo da Noventa di Piave. Complimenti per il trucco, proprio
tutto a posto, tutto a posto. Ecco, non so, boh. No, è che siccome hanno preso un po' di glicine, un po' di, come si chiama, anche di ciliegio, gli ha dato un po' la testa, sono Sotto usciti, spirito, sono le usciti ciliegie un po' sotto di spirito. melona, sai, capita ogni tanto. Ah, ok. Però guardate, questo, ricordiamo la bellezza anche di questo gruppo, Viva il Pallone dei Peri di Caselle d'Asolo. Pensate l'idea, mettere in campo un carro allegorico, allestirlo, i vestiti, pensare a travestirsi, cioè ci vuole tempo ed edizione. C'è un sacco di lavoro dietro le quinte, noi vediamo qui in pochi minuti la sfilata, ma c'è un lavoro di mesi che sta appunto alle spalle, come diceva Roberto, l'allestimento, l'ideazione delle coreografie, i costumi, le acconciature, tutto perché appunto possa così avvenire la sfilata nel miglior modo possibile. Quindi con questo inchino noi chiamiamo una delle geishe o chi vuole sul palco per la consegna dell'attestato. Eccola qua. Ammazza, Molto bene. Redo, occhio qua. No, hai visto il presidente che voleva... Ecco, l'ha lasciato... Ecco. Veniamo... Ecco, guardate di là, occhio che non saltino fuori foto compromettenti perché non so mica io, Gli amici di Caselle d'Asolo, viva il Pallone dei Peri! Ecco. Bene. Allora ricordiamo questo bellissimo gruppo che salutiamo naturalmente. Qua abbiamo la chiusura anche con la bandiera che mi ricorda tanto Shogun, non so perché. Allora vi ricordiamo intanto per una questione di sicurezza di fare attenzione, magari di mettere ovviamente i bambini avanti, ma di tenerli più vicini possibile al marciapiede proprio tenerli per avanti ma un po' più indietro. Esatto, avanti ma un po' più indietro. Non so se avete capito, un po' più avanti ma un po' più indietro. Bene. Allora chi arriva adesso? Arriva Siamo a San Vendemiano. San Vecarri, sono gli amici, anche questo il gruppo capitanato da Mirko Pasquot, che per gioco hanno cominciato a fare il carnevale in quelle di San Vendemiano e adesso sono espansi, adesso sì. partecipano anche alle altre sfilate. Oh, molto bene. E loro ci presentano il tema di Pinocchio. Vedo in lontananza un Pinocchio enorme avvicinarsi col suo naso lungo. Perché e quindi tu ti ricordi dica. Che Pinocchio è stato scritto da un tale che si chiamava Gollodi, sì. ma in realtà non era Gollodi. No, chi è? No, e Gollodi è lo pseudonimo della città di Pistoia, Sì. del Alessandro, come si chiama? De Carlo Lorenzini. Esatto, sì. Perché chi so ricordava C'è più? un dietro le quinte anche in questo caso. Perché quindi quella volta Carlo Lorenzini aveva paura ad apparire e quindi ha pubblicato era timido, con uno pseudonimo e proprio si è chiamato Carlo Collodi, che Collodi è la città pistoiese naturalmente da cui è nato il buon Pinocchio. E qua allora stanno per arrivare tutti i personaggi di Pinocchio qui con noi a Vittorio Veneto quest'oggi. Abbiamo anche un'auto elettrica. Abbiamo l'auto elettrica, primo premio della lotteria. Ah no. Sì. Pensavo che fosse questo il primo premio della lotteria del Carnevale. Questa è autotrazione. No, è troppo Autotrazione. economica questa. Signore, tutto bene? Ma a loro due lì dietro va meglio però credo. Secondo me sì. Li vedo tranquilli belli, qua, calmi, guarda, pacifici. là, si godono la sfilata da un punto di vista diverso lì in mezzo. E intanto stanno arrivando appunto tutti i personaggi, abbiamo Geppetto, Mastro Ciliegia, il gatto e la volpe, e la fata turchina, insomma tutti stanno arrivando, ma il tema che viene affrontato è il tema della bugia. Chi non l'ha mai detta una bugia? No, le bugie non si dicono, si dicono le mezze verità. Dai, diciamo una bugia. Oggi qui a Vittorio siamo proprio in quattro gatti, proprio Quattro gatti. Siamo una banda non c'è nessuno. Bugiardoni, Vero. Sì. Guarda gente che c'è giù di là. È abbastanza, direi vedo che c'è abbastanza gente giù in fondo. Secondo me al casello dell'autostrada c'è ancora gente che aspetta. No, sono bloccati col telepass perché ok. non va su e il giù in carro non velocità. passa sotto non passa. Ho capito. E allora eccoli qua gli amici di San Vecarri. Vedi? Lì c'è, vedi quello che balla, quello che si staglia.
Sì. Sono i classici pazzi che gli viene sta strana idea e la portano avanti. E lo ma invitiamo a salire qua con noi sul ci palco. vuole un Vieni. pizzico di follia. Ecco Esatto, qua. ciao Mirko. Eccoci qua, allora consegniamo anche lui l'attestato. Qua, Giriamoci. subito, di qua. Pronti, via, cogliamo l'attimo. Molto bene, un saluto anche a chi ci sta vedendo da casa. Intanto continuiamo a vedere le immagini degli amici di San Vendemiano. Salve Carri con noi in questo pomeriggio del carnevale. Intanto hai visto chi c'è lì? C'è uno vestito da protezione civile. Sì, bel vestito. È lui. È il nostro Achille. Ciao Achille. Cogliamo l'occasione per ringraziare ovviamente tutti i rappresentanti sia delle forze dell'ordine sia della protezione civile che stanno rendendo possibile tutto questo in questa domenica qui a Vittorio Veneto, 19 febbraio. Come abbiamo detto all'inizio, l'atmosfera è grigia, o meglio, il cielo è grigio, ma l'atmosfera è coloratissima. Grazie. È bella calda. Eccoli qua, Salve Carri che ripartono con la loro coreografia. Ricordiamo naturalmente, invitiamo a... Piovono coriandoli. E come dico sempre, piuttosto che piova altro, meglio coriandoli. Sì, coriandoli. per carità. Non si sa mai cosa potrebbe piovere. Eccoli qua, gli amici di Salve Carri. Allora, ricordiamo intanto ai presenti di fare attenzione per questioni di sicurezza, di lasciare i ragazzi nelle pole position, ma di stare più possibile vicino al marciapiede. Sul marciapiede. Ecco, guarda Roberto questa bella immagine dall'alto. Sì. Ma questo a tanta destra... tanta roba. Sì, ma comunque se io sono sotto un cecchino colpiscono prima me che te. Perché ti vedono meglio. No, perché mi vedono più... Ho capito. Una definizione un po' più alta. Ho capito. Ecco. E intanto abbiamo Pinocchio qui davanti a noi che ci sta salutando e ci stiamo per apprestare a vedere un bellissimo gruppo a piedi. Allora, questo è l'esempio del carnevale nelle sue sfaccettature. No? Esatto. Quindi che il carnevale diventa l'occasione per il divertimento, ma anche con il travestimento e anche con qualcosa di curato, di alta qualità, nel senso senza voler naturalmente sminuire gli altri partecipanti, però guardate la bellezza e la cura di questi abiti di carnevale. Qui ci rappresentano la Bella e la Bestia con il gruppo Le Sisters per il carnevale 2023. Questo gruppo mascherato di San Donà di Piave ci presenta La Bella e la Bestia. Niente è come appare, le cose non sono sempre come sembrano, le persone non sono sempre come si mostrano. In un mondo spesso fatto di apparenze, ecco una fiaba per riflettere meglio su come essere, come apparire e come diventare. Facciamo un applauso al gruppo Le Sisters, La Bella e la Bestia. E notiamo, cioè, è notato sta bestia, è una con bestia tutto rispetto proprio. Sì. C'ha Dugorna. Una bestiaccia. Ma sono sue. Chi verrà qui sul palco a Però naturalmente ricevere? invitiamo una signorina a salire qua meglio sul una palco. signorina Venga. che la bestia, perché io direi che... No, la bestia nel senso buono, Noi, noi le vogliamo bene. Non ce ne voglia. Ecco. Abbiamo il candelabro, cioè anche chi tiene il moccolo, perché il candelabro tiene il moccolo, siamo a posto, insomma. Abbiamo proprio... vedi, che scena ci sta a creare qua. Eccola qua, tutte tempestate di gioia. Allora venite qui pure. Guardate Eccoci la qui. bellezza di questi abiti. Vogliamo sempre l'attimo, venite qui davanti. Venite pure avanti. Di qua. Bella, via pure avanti te. Bella. Guardate di là, eccoci Eccole. qua. Tutte tempestate di gioia. Vediamo Eccoci qui. Siccome è una bellissima foto artistica questa, facciamo venire anche tutti i nostri noi ci togliamo. ospiti. Prego. Allora, guarda... Siamo 18 su questo palco in questo momento. Sì, però la bella è cosa? La bella con il sindaco, l'europarlamentare, il vice sindaco, il parlamentare e uno che tiene il moccolo. A posto. Perfetto. Siamo a posto. Perfetto. Bellissimo. Comunque, grazie mille. Complimenti per l'abito, questo gruppo Le Sisters. Anche e vogliamo perché... sentire l'applauso di Vittorio Veneto. Perché è il giusto incoraggiamento per tanto lavoro che appunto
E c'è il tassametro, hai visto che c'è il tassametro? Sì. Senta, guarda che oggi non ci sono parcheggi a fasce blu, No, Quindi no, niente fasce blu assolutamente, oggi. assolutamente. No, ma dicevamo prima la bellezza proprio e l'importanza anche del carnevale da questo punto di vista, quando il travestimento ci porta un po' in quelli che sono gli antichi fasti veneziani, no? Sì. Quando abbiamo visto anche delle immagini del carnevale di Venezia, con la bellezza proprio di vedere questi abiti curati di tutto appunto, il candelabro, pensate, o l'orologio, o naturalmente la bella la bestia con Dugorna, che però lasciamo stare, andiamo oltre. Comunque questo era il gruppo Le Sisters e noi adesso ci approntiamo ad accogliere il prossimo gruppo che arriva da Chions. Esattamente, gli amici di Chions, ma prima c'è un po' di tempo, Sì, allora c'è un io po' di intervisterei i nostri, i nostri amministratori qui. Allora, Sindaco, avete deciso di fare la seduta del Consiglio Comunale la sera di martedì grasso. 21. Allora, intanto come mai? Secondo, è prevista una festicciola durante il Consiglio Comunale che dobbiamo attrezzarci? Mi auguro che vada tutto dritto. La volontà di non farlo il 21 c'era, ma mettere d'accordo un po' tutti, come sai. La perdoniamo per stavolta. Sarebbe stato un atto sacrilego farlo il mercoledì delle ceneri con la renga. A Vittorio potrebbe venire un'insurrezione popolare. Il 22 no, certamente non si poteva. Dalle 5 del pomeriggio abbiamo altro da fare, vero? Giusto. Molto bene, allora io mi aspetto comunque che a un certo punto tra un ordine del giorno e l'altro escano, non so, dei coriandoli, ma casomai delle fai frittelle, venire, vado così. Vai così che vieni Ecco, perfetto. Bene. Vediamo che qualcuno porti le frittelle almeno martedì sera, dato che ci fate lavorare Non la so, sera. è un atto di clemenza, di richiesta. Marco, io l'ho buttata là. L'hai buttata lì. Testimoni ce ne sono tanti, Sì. quindi... Tra i consiglieri c'è uno che ha una pasticceria. Per caso, mi quindi sembrava, sì, cosa esatto, vogliamo esatto. fare? Direi che... Bene, adesso Guarda che siamo... ci fanno una foto per i social. Per i social. Social guest by Finlandia. Ecco qua. Allora, perché mi è rimasta in testa. Adesso vorrei sapere se c'è qualche altro paese Che ci sta guardando. Sì, esatto. Intanto noi stiamo per vedere Chions, gli amici di Chions con Super Mario. Ricordiamo intanto che siamo anche in diretta sulla Tenda TV, quindi potrete rivedere anche le immagini nei prossimi giorni assolutamente di questa bellissima sfilata. E intanto eccoli qua, gli amici di Chions con Super Mario. Allora, chi non si ricorda il personaggio di Super Mario, che un po' si avvicina un po' ai nostri colori. Sì, diciamo che potremmo fare la nostra figura anche in questo contesto. No, loro sono Super Mario Bros. Mi sono Super Mario Gross. Ecco. Che è diverso. Allora, eccoli qua, gli amici. E intanto Achille che va avanti e indietro, a fine serata avrà fatto chilometri. Questo naturalmente ricordando gli amici della protezione civile, sempre operativi. Eccoli qua, gli amici di Chions nella loro bellezza. Però adesso vedo il capocarro qua. Io mi sono sempre chiesto... Che è il più basso di tutti, mi pare. Se è all'altezza sua naturale o se ha messo su le secondo spode. me ci sono dei trampoli. C'ha dei trampoli. Ecco, visto che qua invitiamo proprio a salire lui, fai un balzo sul Venghino signori, venghino. No, Allora, prima facciamo... Lui non ha fatto un balzo, ha fatto lo scalino. Allora, mettiti in mezzo e dopo vediamo... Ecco qua. Gli amici Eccoci qui, perfetto. Di Chions. La consegna dell'attestato da parte del vice sindaco, del presidente Redo Bezzo dell'Associazione Carnevali di Marca. E... Super Mario con gli amici di Chions. Allora torniamo qui sul palco perché abbiamo anche gli esponenti più piccoli. Guardate di là, salutate, eccoci qua, perfetto. Grazie mille agli amici. Adesso vediamo il balzo di rientro. Lui fa gli scalini direttamente a 4x4. Un passo e giù. Eccoli qua, salutiamoli.
Vittorio Veneto, è sempre un onore per noi venire qui da voi. Dopo San Damiano, finalmente siamo tornati a fare festa. Ese culo mami es uno en un millón. Tiene arena y se la saco yo. Hace calor. En la playa tú apretado el botellón. Ese culo mami es uno en un millón. Tiene arena dentro la ropa interior y se la saco yo. Ti sta scomparendo il tanga in mezzo alle chiappe. La mia tipa chiama, pensa che ci sia. E salutiamo gli amici di Kions con il loro carro. Questo gruppo nasce nel 2016 appunto da un gruppo di amici con la passione del carnevale, che questa passione viene proposta e riproposta anno dopo anno. Gli amici di Kions, eccoli qua. Il sound in sottofondo è perfetto. Sì, ottimo. Ti fa di quelle fantasie. Guardate che grande che è questo carro. L'imponenza degli amici di Kions. Corpo di ballo e carro allegorico nella sua maestosità. E noi lo sapevamo, abbiamo studiato. Eh sì. Adesso è il momento di salutare gli amici del gruppo Alpini e Scuola dell'Infanzia di Sernaglia della Battaglia. Stanno per arrivare con il loro carro dedicato all'acqua. Allora, loro hanno deciso di portare avanti, questo è un tema scolastico, il tema dell'importanza dell'acqua, quello che è l'oro blu, possiamo dirlo, certo, sarà l'oro sempre più importante, e loro oggi sono qui in piazza per farci vedere quello che è il tema che hanno studiato, che stanno preparando durante l'anno scolastico. Anche questo è un gruppo storico di Sernaglia alla Battaglia che unisce il gruppo Alpini assieme ai piccoli della scuola d'infanzia. E infatti il tema del carro riprende la programmazione annuale appunto della scuola dell'infanzia, che quest'anno si concentra sull'acqua. L'obiettivo di questo progetto è proprio quello di comunicare ai bambini che l'acqua è un dono prezioso, va accolto, salvaguardato, non va sprecato ma utilizzato con rispetto e responsabilità. Partendo dall'esperienza quotidiana del suo utilizzo, lo scopo è quello di portare i bambini a scoprire che nella semplicità di questo elemento si racchiudono in realtà l'equilibrio dell'universo, l'armonia e la bellezza della natura, l'origine della vita, tutti i doni messi nelle nostre mani e di cui dobbiamo essere rispettosi e responsabili. Quindi il gruppo Alpini di Sernaglia e la scuola dell'infanzia Amadio Gasparotto ci presentano Acqua! E anche perché, ricordiamolo, eccoli qua, abbiamo anche il gruppo già arrivato qua, eccole qua. Allora, Eccoli qua qua davanti, rivolti di là, adesso arriva il presidente con l'attestato, intanto tutti i social, fino al sindaco fa fotografie. Sono diventati tutti social. Ok, vice sindaco che arriva, sindaco qua, pronti nell'inquadratura, perfetti, guardate lì, sorridete, salutate. E basta. E questi sono gli amici del gruppo Alpini, scuola d'infanzia Gasparotto di Sernaglia alla Battaglia, anche perché l'acqua è adesso mi viene dica. Adesso me ne è venuta una, che si dice in gergo locale l'acqua marzisse i pai, sì, no? Quindi l'acqua non bisogna sprecarla, quindi anche perché serve per fare il prosecco, quindi esatto,
per non consumarla beviamo un po' di prosecco. Esatto, giusto, saggia considerazione. Quindi non consumiamo Solo che acqua. secondo me loro sono un filino troppo giovani. No, io parlavo rivolto agli alpini. Gli alpini capiscono gli questa alpini, mia, sì, sì, questa sì, mia, questa mia Sono in uscita. sintonia con Sono quello in che hai sintonia, detto. ma Sì, sì, giustamente l'oro blu va sempre preservato e questa Ma anche ho visto tanti sguardi accondiscendenti qui Sì, tra sì, il pubblico sì, che hanno detto sì, sì, dov'è sì. il prosecco? No, hai visto che c'è ancora Thomas? Thomas, tutto bene? Sta organizzando per l'aperitivo È andato a fare la questa sera. spesa, è andato a fare la spesa, non bravissimo, ancora, sì, non sì, ancora. sì. No, Ecco. questa sera tutti a casa di Thomas, Sì. bell'aperitivo. Presidente, quanti siamo qui? Più o meno? Siamo molti, siamo tanti. Per me siamo quasi 20.000 persone, perché sono 2 chilometri di sfilata, quindi tra lato destro e lato sinistro 7-8 persone per metro lineare, quindi quasi Boh, 20.000 persone, tradotto in spritz. No, non so se hai visto, questo è il quarto, perché il terzo è dentro che ha preso il 41 bis. Lui è libero sulla parola. Buongiorno, bentornato. Buongiorno. Hai capito? 20.000 persone ci sono qui. 20.000. Stimate, secondo la questura. Secondo la questura. Boh, quanti No, spritz aspetta. deve fare lui per le 20.000 persone? Quante taniche di spritz? Sì, sì. Ma comunque, a un certo punto acqua del Meschio va benissimo, eh. Va benissimo anche quello. Allora, naturalmente, mentre vediamo gli amici, il carro, guardate nella Guardate sua che imponenza. bello! Della sua imponenza che richiama il tema dell'acqua. Sono gli amici, ricordiamolo, della scuola di infanzia e il gruppo Alpini di Sernaglia alla Battaglia. Occhio che adesso qui pioveranno coriandoli. So già che pioveranno coriandoli. Quindi stiamo attenti. No, poi c'è una cosa strana, che quell'autista lì, ogni volta che lo vedo, ha sempre i capelli di un colore diverso. Dai. Una volta bianchi, una volta rossi, un po' di tutto. È poliedrico, è poliedrico. Un saluto anche a tutti coloro i quali guidano i mezzi, chi sta dietro, appunto, l'abbiamo detto più volte. Eccoli là. Ecco. Piovono coriandoli. Nella città di Vittorio Veneto, città dei coriandoli, Ale. piovono coriandoli. Perché piuttosto che piove altro, meglio coriandoli. Comunque c'è una propulsione in questo... No, hanno una potenza di fuoco. Potenza. Di solito adesso arrivano fino a Conegliano a colpo in aria. Ecco. Occhio. Senti. Sono loro sprint! che ci tengono compagnia in questo pomeriggio dei carnevali di Marca qui a Vittorio Veneto. Ricordiamo che siamo anche in diretta sulla tenda TV, Sì. quindi nei prossimi giorni potrete anche rivedere quello che avremo detto. Sì, meglio di Ecco, no. Rivedere, non risentire. Togliamo l'audio. Allora, ricordiamo intanto che Carnevali di Marca, come abbiamo detto, tocca le 21 comuni della Marca trevigiana. Abbiamo cominciato con Tarso, poi abbiamo proseguito. Questa domenica siamo in quel di Vittorio Veneto, anche in contemporanea in quel di Cornuda, ma vi ricordo che martedì nel gran finalone ci sarà Treviso, Cornuda e Conegliano. Molto bene. Sai che potremo, siccome c'è un po' di attesa, potrei mettere in campo la mia telecamerina magica. Allora, vuoi mettere in campo la tua telecamerina magica? Allora intanto ricordo ai cari amici qui presenti quest'oggi che naturalmente c'è anche l'opportunità di, ricordiamo e ringrazio tutti gli sponsor, da Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi alla Tecnomat a Maxi Spac, senza dimenticare poi anche Sarlo Group e tutti gli esercenti di Vittorio Veneto, qua della zona centrale di Vittorio Veneto, che partecipano all'evento in questa giornata e dobbiamo ringraziarli. Vi ricordo che per sostenere ulteriormente i Carnevali di Marca potete anche acquistare uno dei biglietti a Lotteria dei Carnevali di Marca, 25.000 euro il monte premi, quindi vi ricordo, tentate la fortuna. Ricordo che comprare un biglietto vuol dire vincere uno dei premi in palio, sono un montepremi di 25.000 euro, ma oltresì volevo ricordarvi che questo è anche un modo per far vincere le associazioni del territorio. Nell'estrazione dei biglietti alla lotteria, come ogni anno, saranno selezionate tre
3 o 4 associazioni a cui daremo naturalmente il contributo come Carnevale di Marca. Allora, adesso abbiamo il nostro l'inviato. in diretta. Allora vediamo, ecco qua. Entrerò nella sfilata. Con Far West di Susegana ha mangiato un po' di ho coriandoli. mangiato un po' di coriandoli. Sì, mangia che fa bene. Eccoli qua, noi dal palco vediamo proprio la sfilata ripresa dal buon Federico. Vediamo naturalmente, questo fa parte anche la tecnologia, è bella proprio per questo, perché ci permette di vedere la sfilata nelle sue sfaccettature. Questo è il Far West di Susegana. Sembrava che il lontano West fosse finito, invece gli amici di Susegana ci hanno riportati nel clima del Far West. Al suo loro 19ª partecipazione di Carnevali, il gruppo di Susegana, lo vogliamo ricordare, ci propone un carro mascherato ispirato a un treno a vapore d'epoca che proprio ci ricorda il lontano West. Ecco arrivare la maestosa locomotiva, la vedete giù in fondo, che richiama proprio la corsa all'oro, la corsa naturalmente a conquistare le terre più lontane. Come dicevo, 19 anni che questo gruppo partecipa naturalmente al Carnevale di Marca e vediamo questi corpo di ballo vestito da cowboy proprio nel clima della caccia al Far West. Intanto vi ricordo che qui in zona palco c'è l'opportunità, naturalmente ci sono ancora dei palloncini, ma soprattutto ci sono i biglietti della lotteria dei Carnevali di Marca. Se non li avete acquistati, tentate la fortuna, che così magari il prossimo anno proseguiamo questo bel idillio di manifestazione di grande livello. Ricordo e ringraziamo in questo gli sponsor che ci hanno permesso di organizzare questo evento, l'amministrazione comunale che assieme a Carnevale di Marca rende possibile questi eventi. Eccoli qua, nel cambio di musica, un applauso signori, forza agli amici di Susegana. Mi senti? Te sento, dove stai? Sei salito in altura, ti vedo bene adesso. Sono dall'alto del carro. Ma sei salito sul carro dei vincitori? Non vi sento io, quindi... E vediamo naturalmente le riprese di Federico direttamente dalla telecamera mobile che ci richiamano il Carnevale qui a Vittorio Veneto. Allora invitiamo a salire qui sul palco per la consegna. Prego a consegnare naturalmente. No, ma facciamo i pezzi a 90, tutti i pezzi a 90 qua. Consegniamo naturalmente. Giratevi, forza, opla. Gli amici di Susegana con il Far West. Buongiorno. Benvenuto. Salve. Allora sono un figurante. Sei un figurante? Sì. Roberto, guarda da qui. Guarda che robetta. Guardiamo l'apoteosi di Vittorio Veneto nel Carnevale 2023. E io sono salito a bordo di una locomotiva praticamente.
Vediamo se... Gli amici direttamente da Susegana con il Susegana Express ci portano nel mondo del West. Il mondo di Susegana con il Far West, mentre vedo un Sì, bassotto che si aggira sul... sono venuto qui a rubare qualcosa sul carro. C'è qualcosa di interessante? Ma adesso vediamo. Controlla. Torno lì da lei tra poco. Benissimo, e adesso noi ci prepariamo ad accogliere il prossimo gruppo che arriva direttamente dalla parrocchia di Nervesa con il ritorno del Re Carnevale. Eccoli qua, il ritorno del Re Carnevale. Potevamo non avere il gruppo di Nervesa qui quest'oggi? Assolutamente no. Guardate, proprio anche a ricordare che ricominciamo a vivere il Carnevale nella sua bellezza. Gli amici di Nervesa ci portano proprio nel clima del Carnevale. Abbiamo anche il Re qua in pole position, poi abbiamo il nostro amico Domenico in pole position, guardate, bello abbronzato come il sole. Abbiamo capito perché adesso oggi. Ecco, Re Carnevale, tutto a posto? Tutto a posto, la vedo sereno, sempre stato. Il gruppo di Nervesa, parrocchiale Nervesa, 40 anni, ricordiamolo, Sì. 40 anni di attività. Allora, intanto io abbraccio il giullare, perché Pronti questo qua? è quello che regala abbracci, non quelli del Mulino Bianco, Allora, intanto invitiamo... Chi sale? Ecco. Ecco qua. Abbiamo Re Carnevale che arriva. Re Carnevale che sale sul palco. Ma ne abbiamo tanti qui, mi pare, sul palco. Eccoli qui. Eccoli qua. Allora, guardate tutti di là. Venite qui da me, venite indietro, qua. Indietro, Guardate di là arretrate. che adesso ci inquadrano molto bene. Andiamo con l'inquadratura del palco e quindi guardate lì, salutiamo tutti gli amici di Nervesa con il ritorno di Re Carnevale. I colori che stanno illuminando questa giornata qui a Vittorio Veneto, grazie. Anche perché devo dirti che il gruppo Sì. Nervesa, io lo considero un socio sostenitore. Un azionista? Sì, perché quando ho problemi di voce Sì. vado da loro, hanno di quei prodotti, ok. di quei prodotti che canti come un usignolo. Ok, dopo. carburante, un po' di carburante. buono. Ecco. E a proposito di problemi di voce, cose del genere, siccome oggi non ce ne sono, ringraziamo sia gli amici di GAC Service che ci stanno amplificando anche lassù. Io quando sono andato lassù ti sentivo 10 minuti dopo, ma... Mi sentivi. Esatto. E anche gli amici Mirko e Francesca che stanno rendendo possibile la diretta televisiva sulla Tenda TV. Questi santi! Guarda che facce! Guarda, no, ma guarda la faccia da regista che c'ha. C'ha la Sì, faccia da regista. concentrati, sono concentrati. Concentratissimo. Vedrai che il cielo non ci trova. Facciamo tardi questa sera. Siamo soltanto noi due, perché ogni notte inizia con te. Non riesco a nascondere. Alto, basso. Quando ci penso poi mi manca l'aria. Il caramello non è cioccolata. E anche grazie alle immagini possiamo vedere la bellezza di questo carro. Guarda Roberto che roba, guarda che roba. Guarda il Re Carnevale. Sì, no, il mio fornitore ufficiale. Quando la gola non comanda vado da Re Carnevale.
Bravissimo. Infatti, Grazie. Perché sono dei prodotti che ti tirano su. Ti mandano su. Gli amici di... Anche bolle di sapone sparano, non solo coriandoli. Di tutto, di tutto. Gli amici di Nervesa con il ritorno dei Re Carnevale. Sì. Adesso noi abbiamo anche un attimo di tregua, di sfogo. Sì. Allora io direi intanto che ricordiamo, io visto che abbiamo degli ospiti farei Sì. un giro di... Intanto vorrei ricordare, Sì. cari amici, tutti tempestati di buona fortuna, ricordatevi che il carnevale viene meglio se avete un biglietto della Lotteria dei Carnevali di Marca in tasca. Vi ricordo che qua c'è il nostro emissario, segretario, sottosegretario, cosa volete di più? Inquadriamo Poi Egidio, abbiamo Egidio, ecco. Potete comprare un biglietto della Lotteria di Carnevali di Marca, non costa tanto, costa pochissimo e date l'opportunità a voi di vincere uno dei famosi premi, ma anche di far vincere Carnevali di Marca con tutte le varie iniziative. Ecco, questo lo sconfiguro col cappello, lo Sì, vedete, esatto. sembra una cosa un po' pericolosa, ma non abbiate timore. Acquistate da lui uno o più biglietti della Lotteria dei Carnevali di Marca, perché lo ricordiamo, con una spesa minima di 2,50 € potrete portarvi a casa un montepremi di 25.000 euro. Ci sono tanti buoni acquisto, buoni spesa, c'è l'auto, la Opel Corsa, quindi ce n'è per tutti i gusti, ma soprattutto è anche una lotteria di beneficenza e quindi alcune realtà del territorio andranno a serata, esatto. Nella serata dell'estrazione dei biglietti alla Lotteria 25 dei Carnevali marzo, estrazione della lotteria, ci San Venebiano. ci sarà la possibilità di consegnare ovviamente alcune somme a delle realtà del territorio individuate dall'Associazione Carnevali di Marca insieme alle amministrazioni comunali. Quindi acquistando un biglietto della lotteria fate anche del bene e questo non è minimamente secondario. Assolutamente no. Intanto volevo anche ringraziare tutti che sono gli sponsor. Intanto ringraziamo gli esercenti del centro di Vittorio Veneto e poi un grazie a VIP Tende, a Conè, Homes Industrie, Oggi Treviso, Toffolatti Gioielli, Tecnomat, Alpen Plus, Banca Prealpi San Biagio, SPAC Maxi e naturalmente Sarlo Group, che è il primo premio della Lotteria dei Carnevali. Tutta la di Sarlo, vincete tutta Sarlo Group, tutto tutta Sarlo, intera. sì. Ecco. E intanto adesso siamo arrivati con il corpo di ballo che arriva direttamente da Prata di Pordenone. Susegana, più vicino. No, sta sbagliando. Ciao. È The Fabulous, gruppo Dal Santo. Aspetta. I favolosi anni 50, mi stavi per trarre in inganno, invece sono loro. Favolosi anni 50 con il gruppo Dal Santo, anche questo un gruppo storico e stoico, diciamo stoico pure perché sono sempre abituati a partecipare al carnevale e c'è il patron Dal Santo, adesso ha affidato la guida del carro allegorico al nipote, ma loro ci trascinano nel mondo degli anni 50, dei jukebox, del drive-in, del bowling. Esattamente, allora un altro appunto gruppo storico, chi non ha mai sognato l'America di quegli anni, appunto degli anni 50, il gruppo Dal Santo di Prata di Pordenone ci riporta nel passato, nel decennio del rock and roll tra jukebox, brillantina e giubbotti in pelle. L'anno prossimo ci mettiamo anche noi un giubbotto in pelle. Dopo ben 40 anni di sfilate, il signor Dal Santo passa il testimone ai nipoti che con entusiasmo portano avanti questa allegra tradizione. Quindi eccoli qui a travolgerci con la loro energia e le loro gonne a ruota svolazzanti, pronti a coinvolgerci tutti in questi balli scatenati. E chi riesce mai a stare fermo? Accogliamo con un grande applauso al ritmo delle inconfondibili note di Grease. Sono loro il gruppo Dal Santo. E intanto io ho visto di là. Sì. Speriamo che non stiano cercando noi. Sì. Le forze dell'ordine. Ci sono le forze dell'ordine. Aiuto, Comunque aiuto. cogliamo l'occasione per ringraziare ancora una volta tutta la protezione civile, la polizia locale e naturalmente anche le forze dell'ordine in generale che garantiscono oggi la sicurezza a questa giornata di Carnevale di Marca qui a Vittorio Veneto. Prima dicevamo col presidente
quanto sia importante riuscire a mettere in piedi una sfilata del genere e che richiede sicuramente tante energie spese. Questo è possibile collaborando naturalmente con realtà che garantiscono la sicurezza, anche perché le sfilate di carnevale sono uno spettacolo itinerante e come tale richiede una maggior attenzione e cura del dettaglio. E quindi un grazie ancora a tutti i volontari e collaboratori. Intanto salutiamo Emanuela, Corrado, Alessandro, Guglielmo, un sacco di persone che ci stanno guardando proprio in questo momento. No, ti hai detto nomi a caso. No, Finlandia non c'è. No, non sono più quelle. No, magari qualcuno che scrive da Germania, mi piacerebbe qualcuno da Germania. Dopo vediamo. Comunque ecco. ringraziamo e salutiamo gli amici della Tenda TV che ci stanno seguendo, anche questo è un modo per partecipare al carnevale. Eccoli qua gli amici del gruppo del Santo. Senti che sound. Hai visto? Questo è uscito direttamente dalla Galleria del Vento. Prego, sì. venite, salite. Salga anche lei con la Galleria del Vento in testa. Venga. Questa bella capigliatura. Abbiamo la consegna dell'attestato. Eccoli qua. Eccoli, qui li accogliamo sul palco. Guardiamo di là. Eccoci qui, pronti, salutate. Il gruppo del Santo riceve l'attestato di partecipazione, grazie mille. La musica che ci riporta negli anni 50. Ok. E guardiamo anche la cura e il dettaglio con cui sono stati fatti anche questi carri allegorici. Per l'anno prossimo prepariamo una coreografia anche io e te. Anche noi faremo una bellissima coreografia. Insieme al vice sindaco, anche il vice sindaco. Anche il sindaco ha detto che partecipa. Pole position. Tutti. Il gruppo del Santo. Nel pomeriggio del Carnevale di Marca qui a Vittorio Veneto. Noi li salutiamo, ricordiamo questo bellissimo gruppo che ricordavamo prima, 40 anni che sono sulla breccia, una lunga tradizione che viene da lontano. E stavi dicendo prima che appunto la difficoltà nell'organizzare una sfilata come questa non solo riguarda tutti gli aspetti della sicurezza che sapete sono importanti e fondamentali, per questo invitiamo anche tutti i bambini a rimanere sopra il marciapiede, non scendete dal marciapiede perché vedete che adesso appunto i carri iniziano ad avere una certa imponenza, quindi per questioni di sicurezza è bene che tutto si svolga nel migliore dei modi, ma soprattutto abbiamo visto già dei carri provenire da diverse zone, non solo proprio qui dal circondario, abbiamo visto Asolo, abbiamo visto Prata di Pordenone, quindi poi avremo anche Pravis Domini, pensate riunire tutti qui a Vittorio Veneto quest'oggi, la difficoltà, e poi c'è da dire anche questo. Sono tutti gruppi che per 2 o 3 anni sono rimasti fermi a causa del Covid e quindi rimettere in moto la macchina non è sempre facile. Assolutamente no. E adesso, ladies and gentlemen, we inform you that is coming back the Queen Elizabeth. From Vittorio Veneto. Allora, è tornata a Regina, nel senso che a Regina ci sta nel pensiero, no? Sì, ecco. Compianta. Quindi eccoli qua il gruppo Fonfieron di Corbanese, che è un gruppo che il nostro Gianangelo Boff conosce molto bene. Quindi daremo a lui il compito di salire sul palco per appunto, una volta che il rappresentante del gruppo sarà salito sul palco, ci sarà la consegna ufficiale dell'attestato di partecipazione.
Intanto vediamo il corpo di ballo. They come from London. Yes. You know that in Corbanese there is a small group, an English group that speak and dialect and very well. And very well. Tutto. Sono gli amici di Fonfierun da Guardala Corbanese. Guardala la regina Elisabetta in tutto il suo splendore, guardala. Vieni su, Che c'è quella fai il famosa giro. leggenda metropolitana che era la mano finta. La manina, sì, la manina finta. la manina. Ah, vedi quante regine. Allora, eccoli qua, le regine che salgono qua sul palco. Allora, prego. Tutti qua Forza, in mezzo. Posizione. Guardare di là. Posizione. Guarda regine che abbiamo qua. Guardiamo tutti di là. Pronti? Perfetto, andiamo in onda con il palco. Le redivive regine, sono ben conservate, Ecco queste qua. regine. Gianangelo Buff si inchina di fronte a cotanto splendore. Grazie agli amici di Fonfierun e un many thanks to be here. We are very Vittorio glad. Veneto. Yes. Next time, Thank you perché very bisogna much. tradurli, questi sono oriundi. Sì, certo, questi certo. sono oriundi inglesi. Certo. Molto bene. E adesso sta per arrivare il carro degli amici Fonfierun di Corbanese. Eccoli qua, tutti tempestati di gioia di vivere. Direttamente da Corbanese nel pomeriggio del Carnevale Vittorio Veneto, il ritorno della regina Elisabetta. Però vedi che loro hanno messo comunque anche il Re Carlo in pole position. Sì, perché lì, però è lì. sotto. È sotto. Con quelle orecchiette lì. Anche perché ultimamente, ne parla la cronaca, il principe, il Re Carlo, ha dei problemi con i propri sudditi che non è che ultimamente lo vedano così di buon occhio. Anche coi figli mi pare di capire. Sì, c'è che qualche un po' problemino. Un po' di maretta. Eccoci qua che facciamo la foto. La foto. Salutiamo Francesco. Francesco è il nostro telespettatore numero 1. Lui segue tutto. Segue tutto. Ma domani andate la dal manina. fisioterapista? Perché poi fate con l'altra mano? La manina, ecco. No, ma ti vedi quando arrivi a casa la sera, dici cara cosa hai cucinato e ti fanno... Che questo ha un altro significato. Vai, via andare veloce. Abbiamo un autista anche stoico, è sempre lui, E allora, sempre la regina Elisabetta con questa manina che ci saluta con un anellazzo, tra l'altro. Una roba piccola, una roba piccola. Una robetta. Con quella ci compriamo... No, mi veniva una battuta. Vice Dica. sindaco, non si arrabbi. Con quell'anellazzo lì il bilancio va a posto per 3 anni. Risaniamo tutto. Ecco. Adesso facciamo un colpo di stato diretto, lo andiamo a recuperare. Gli amici di Fonfierun Corbanese che sfilano quest'oggi in Viale della Vittoria a Vittorio Veneto. Eccoli qua che ci salutano nella loro maestosità. E intanto io direi, visto che abbiamo un attimo di pausa, abbiamo un po' degli ospiti, magari facciamo un rewind, ricordiamo cosa è successo, magari partiamo dal vice sindaco. Cosa dici? Prego, allora vice sindaco. Caro vice sindaco, parlavamo di portafogli. Di bilanci. Parlavamo di portafogli, abbiamo pensato a lei. Bene, allora adesso stiamo arrivando agli ultimi gruppi. Mi pare che il pomeriggio sia è uggioso, ma il clima è quello perfetto.
È straordinario, veramente una meraviglia vedere la gente fino via Salsa, tutta guarda, fantastico, e anche se giriamo verso nord, uno spettacolo. Allora, facciamo dire come fanno di solito. Allora, per la questura non diciamo la No. cifra. Secondo lei quanti sono? Ma io sono d'accordo con l'organizzazione, siamo... No dai, facciamo 25.000, un po' di 25.000. Oh. Se domani si chiama il questore siamo in 5.000, per cortesia, che poi ogni volta... dopo, se sti no, qua- sì. Comunque, grazie vice sindaco. Allora, adesso stiamo per entrare nel clima dei volti del cinema, che arrivano anche loro direttamente da Chions con i volti del cinema. Loro, guardate, vedete anche di fatto è un po' anche il tuo mondo, Federico, perché vediamo sì, sono dei concorrenza qua, cineasti. Ci abbiamo pure, guarda, ci abbiamo anche l'operatore motorizzato. Chi l'avrebbe mai detto? Bravissimo, bravissimo. Questo potrebbe... No, per te andrebbe bene, Federico. Sì. No, perché io pensavo di fare Occhio. un 100 metri, di fare una gara di 100 metri e tu gli vai dietro con questo. Sì, perfetto. Come succede alle Olimpiadi che hanno investito. Esatto, perfetto, ecco. Allora, questi, come dicevamo, sono gli amici che arrivano direttamente da Chions, che ci portano nel mondo di Facce da Cinema. Il gruppo Comitato Chions Tutti Insieme è un gruppo della Proloco di Chions per il Carnevale, che si attiva allargandosi anche a componenti di altri gruppi. Unendo le forze, pensate, il comitato come attualmente è strutturato è nato in preparazione del Carnevale 1991. E quindi qua abbiamo Facce da Cinema, il gruppo rende omaggio ai celebri, coppie celebri, attori e coppie celebri italiani e del mondo dei film. Sul carro infatti troviamo Totò, Stelio e Olio, Peppone e Don Camillo, Alberto Sordi, Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. Quindi abbiamo tanti personaggi che ci richiamano. Ecco, questa è la macchina elettrica del futuro Chions. Ecco, ci vanno di solito al mercato tutti i giorni. E qua naturalmente eccoli qua con Facce da Cinema, vedete vari personaggi che ci richiamano il mondo, con naturalmente anche a ricordo anche del famosissimo Federico Fellini, quindi un grande regista che ha reso nota e famosa la nostra bella Italia. E adesso abbiamo Stanley e Olion. Guarda che bello che è. Wow. Cioè, ma oggi abbiamo ospitoni non solo sul palco, anche giù dal palco. Sì. Quindi Sono non ci facciamo mancare niente. Sono personaggi. Abbiamo pure Totò che ci richiama in questo mondo di carnevale. E diciamo che poi il carnevale diventa anche l'occasione per inventarsi i temi più disparati. Oggi ne abbiamo visti di tutto un po', da temi legati alla socialità, temi legati, come possiamo dire, a un tema importante come quello abbiamo visto, quello dell'acqua, e poi alla musica, di tutto un po', perché il carnevale è questo, è fantasia a tutto tondo. E ricordiamo anche, così appunto con qualche nota storica, che nel passato il momento del carnevale era il momento in cui le varie classi sociali si livellavano, cioè tutti con una maschera addosso erano tutti uguali, quindi dalla persona più povera all'aristocratico, tutti quanti con una loro mascherina andavano a festeggiare insieme il carnevale. È passato Don Camillo. Noti, allora, per chi è un cultore di Don Camillo e Peppone, guardate che ha anche un bastone, che è il bastone che ogni tanto richiamava, che se le davano di santa ragione. Lui lo conservava quando c'è il film. C'è il famoso film che finiscono tutti e due a Roma, uno monsignore e l'altro onorevole, estrae da un cassetto il famoso bastone con il quale lo avevano menato e gli ha detto: è un legno dolce ma fa bene. Esatto. E quindi sta arrivando anche il carro, tra l'altro con dei giochi di luce anche questo carro, quindi una anche perché particolarità è anche questa. Ci sono state anche, ricordiamolo Roberto, delle sfilate in notturna. Esatto, abbiamo avuto Santa Lucia, abbiamo avuto diversi altri appuntamenti, e quindi chiaramente alcuni carri sono attrezzati proprio per fare la esibizione notturna.
E qua abbiamo le varie facce, dicevamo Totò, Staglio Olio, Peppone, Don Camillo, Alberto Sordi, Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, per dirne alcuni dei personaggi. Eh sì, e qui abbiamo appunto il corpo di ballo qui davanti al palco in questo momento. Forza su, un bel applauso nel cambio, dai, forza, forza. Anche perché così si scaldano, perché la temperatura inizia a essere un po' frescolina. No, anche perché per questa sera, per l'aperitivo a casa di Thomas, non potremo stare tutti dentro. Io quindi però staremo un sono po' fuori. preoccupato, perché secondo me tra un po' è meglio che vada a casa e inizi a spignattare, perché tutti quanti a casa sua, non lo so. Non diamo il numero di Thomas alla questura, perché potrebbero E neanche chiamare. l'indirizzo, perché sennò ci vanno sul serio. Quindi eccoli qua abbiamo gli amici. anche i paparazzi, abbiamo qua che ci Abbiamo immortalano. i Eccoci paparazzi, i paparazzinger. Ecco qua. Eccoli qua. È sempre lui, sempre lui. E salutiamo gli amici. Gli amici. Eccolo là che se ne va diretto. Il capogruppo stoico anche di questo gruppo. Non li abbiamo inquadrati, ma non importa. Ma non importa, no, perché il regista. No, ci siamo persi noi. Sì, no. a fare Il le regista, hai visto che ha delle mattonelle? Fra poco ci tira le mattonelle. Perché siamo disattenti. No, è colpa nostra, è colpa nostra. Facce da cinema, direttamente da Chions. E vediamo quindi tutte queste figure in questo carro, veramente, guarda la dimensione. Io non so se i nostri amici a casa riescono a percepire quanto alto e quanto grande sia questo carro. Come si suol dire, sono belli imponenti. Pensate anche l'allestimento, il montare, smontare, il pensare al carro allegorico, anche perché poi alcune parti sono realizzate, alcuni in cartapesta, altre pensate vengono realizzate proprio in vetroresina, quindi anche con uno studio anche della movimentazione, pensate anche all'automazione per pensare questo carro allegorico, naturalmente per salutare nel migliore dei modi il carnevale. Ebbene, noi adesso abbiamo. Intanto vedo che c'è ancora Don Camillo. Torna Don Camillo col bastone. Torna, eccolo qua. Lui ci dà le benedizioni Urbi e Torbi. E Torbi. Sì. Sì. Allora, intanto continuiamo a vedere anche verso sud. Guarda Roberto che abbiamo a perdita d'occhio veramente tutti i vittoriesi, non manca nessuno, tutti sono qui in piazza, tutti sono qui in Viale della Vittoria, non potevano mancare. Sì, c'è solo la signora Maria del quarto piano che è sta a casa e che salutiamo. salutiamo. Ok. No, c'è la signora Maria famosa che diceva Pieraccioni. Comunque la signora Maria è a casa, la salutiamo e salutiamo in questo caso anche tutti i nostri cari amici telespettatori che ci seguono. Sì, ecco, facciamo allora un saluto proprio ai nostri amici. Ecco qua. Cari telespettatori. Allegria. Tra l'altro abbiamo pagato proprio tanti soldi, abbiamo investito tantissimi soldi. Grazie al maxi schermo siamo in 4, non so se noti, quindi mamma mia. Ecco, e potremo fare anche io ho un problema. Dica. Se già uno che sono io occhio, faccio fatica a sopportarmi da solo. Sì. Se viene al raddoppio cosa facciamo? Vado a casa diretto. Non lo so. Allora, ecco appunto, cogliamo l'occasione, Federico, Roberto e gli altri due lì dietro. Sì, esatto. Per salutare tutti gli amici che ci stanno seguendo in diretta in questo momento sulla Tenda TV e quindi sulle vostre smart TV di tutto il Veneto, canale 19. Freccia verso l'alto e si può vedere la sfilata in diretta anche questa sera in replica. Freccia verso l'alto. Non freccia rossa, è freccia verso l'alto. Freccia verso l'alto. Dopodiché ci sono tutti i social.
Facebook, YouTube, Instagram. la Amazon Fire Stick, ce ne sono di tutti i tipi, quindi ci trovate ovunque e quindi potrete rivedere tutta la sfilata e rivedere soprattutto quella volta in cui siete comparsi in un'inquadratura. Poi ci sono anche altri 2 canali dove trovate naturalmente, uno a casa tua e uno a casa mia. Però è meglio di no perché capisco anche che perché oggi stasera sono tutti da lui, non serve. beh, sono tutti da Thomas, da Thomas stasera. Esatto. Bene, adesso abbiamo l'occasione, visto che abbiamo un po' di spazio per... Chi chiamiamo? Abbiamo l'imbarazzo della scelta. Guarda, ce ne abbiamo 2, guardali là, i 2. Ecco. Chiamiamo il parlamentare e l'europarlamentare, 2 pezzi da 90 che con Venite me fanno qua. 120. Venite qua adesso. Eccoci qua, venite. Allora, intervista di quasi fine sfilata, ma non è ancora finita la sfilata. Cosa ve ne pare? Ma come sempre... Guarda microfoni che gli metti. Tipo i parlamentari. Tutti i parlamentari, prego. Come Silvio Berlusconi, 50 microfoni. No, complimenti, naturalmente un benvenuto a tutto il pubblico che, non so, saranno... Avete detto 5, 25, ci sono 25.000 persone, come sempre, come quando ci sono i fuochi di Sant'Augusta, come ho detto prima, perché queste sono le grandi manifestazioni che questa città ospita, ma ripeto sempre grazie a voi, grazie anche alla Tenda TV, che è partecipe, diciamo, non solo di questi eventi, ma anche del Consiglio Comunale. Bisogna avere un grazie sempre ai vari... le associazioni di volontariato e ai volontari che mettono a disposizione il proprio tempo libero a servizio della nostra comunità. Un grazie ancora perché senza di voi non si fa niente. Grazie a Gian Antonio Darè. E adesso siamo, ecco qua, abbiamo un altro microfono pronto. Caro il nostro Gianangelo e poi Boff, adesso che posso, perché davanti a giù a Roma non potrei fargli così, no, perché arriva un carabiniere da Tergo che mi porta via. No. Allora mi pare che oggi siamo al top, clima perfetto, possiamo andare via anche in maniche di camicia, cosa dice? Sì, esatto. Beh, giornata meravigliosa, Vittorio Veneto piena di gente, Vittorio Veneto che rinasce dopo 2 anni di difficoltà, oggi vedere la città piena, però vorrei ricordare anche, vorrei fare un ringraziamento e un applauso anche al sindaco, al vice sindaco e a tutti gli amministratori di Vittorio Veneto che abbiamo qua, perché abbiamo visto anche durante il periodo natalizio Vittorio Veneto animata come non mai con le casette di Natale, finalmente una Vittorio che rivive, una Vittorio animata da tantissima gente. Oggi un grazie va sicuramente a tutti coloro i quali hanno organizzato questa manifestazione meravigliosa. Il tempo ci ha aiutato, di solito di questa stagione non è sempre scontato, però vedere la piazza piena di gente, vedere le strade piene è veramente una gioia. Un grazie anche a tutti i gruppi, lo ribadisco, perché non è facile, c'è tanto lavoro, e grazie anche al sostegno che Carnevale di Marca dà ai gruppi che quest'anno devono sacrificarsi ancora di più proprio per tenere viva questa tradizione, per tenere vivo questo evento. Quindi un grazie a tutti e ancora complimenti al sindaco e alla sua squadra. Allora venite qua davanti, venite qua che così sempre a favore qui di camera Vittorio facciamo Veneto, un altro quadretto. Vittorio Veneto sta riacquisendo quello che è il suo posto nella nostra provincia. Molto bene, allora un applauso anche a Gianangelo Boff che è qui con noi sul palco insieme al sindaco. Poi il sindaco, lei farà la chiusura lei ufficiale. farà la chiusura, sì, ecco, che non pensi. ecco. Benissimo. Allora, e quindi bando alle ciance, perché qui chi arriva? Arrivano teste matte direttamente da Pravis Domini che ci portano nel mondo dei pirati. Guardate che mondo unico naturalmente nel suo genere, queste teste matte di Pravis abbiamo Domini. Ad aprire la sfilata qui una presenza inquietante, devo dire. No, è che ha fatto una dieta cura dimagrante un po' troppo esagerata, sì, e quindi poi è rimasto così. Allora si sta preparando perché mercoledì, perché è giusto festeggiare il carnevale, martedì ci sta, mercoledì chi è a Vittorio, insomma, bene o male, una beazione alla renga che salta fuori. Sì. La tradizione non va mai persa in questo senso. E allora quindi abbiamo questo Teste matte di Pravis Domini. Gruppo Teste matte di Pravis Domini, dopo aver solcato i 7 mari ed aver affrontato vittoriosamente ogni nave nemica,
ricca di preziosi fortini, il vascello fantasma approda a Pravis Domini, pronto ad assalire chiunque si mette in mezzo alla sua navigazione. E quindi i pirati e le piratesse del temibile vascello si descrivono così: noi saccheggiamo e poi festeggiamo, le navi nemiche attacchiamo e di ogni tesoro ci appropriamo. Gente, tremate, le teste matte sono arrivate! Direttamente da Pravis Domini. Comunque hai notato... Dimmi. No, mi piace perché, guarda, quella barca lì mi richiama un po', insomma, nato in barca. Sì. E qui abbiamo anche qualche nota tecnica, già le immagini ce lo fanno vedere in tutta la sua magnificenza riguardante il carro, 14 metri di lunghezza. C'è un imponente carro del capo corsaro che si eleva fino a 10 metri e quindi questo mega carro si fa strada grazie alla sirena a prua tra la folla che curiosa attende i pirati e le piratesse che si esibiscono in spettacoli e danze. Sono gli amici direttamente di Pravis Domini, teste matte. Una boccia in terra, poi facciamo cose con le mani tipo Macarena. So che non ti conosco, però tu conosci me. Bevo perché sono un tipo a posto, non ho niente da nascondere. Gli amici di Pravis Domini direttamente con teste matte, questo vascello fantasma. Allora invitiamo naturalmente qui sul palco un rappresentante dei pirati. Caro rappresentante, venga su. Eccolo qua. Allora naturalmente invitiamo per la consegna. Fermo. Qua, rivolti verso di là. Ecco qui a favore di camera. Copro il buco, eccolo là. Eccoci qui. Ocio. E allora direttamente da Pravis Domini, gli amici teste matte. Guarda il vascello. Avevi mai visto un vascello solcare i mari di Vittorio Veneto? Mai visto. Io davanti al municipio un vascello non l'avevo mai. Non so se il sindaco aveva mai visto una barca transitare qui davanti. Beh, di solito passano, ma sono più piccole. Ah, ok. Gli amici di Pravis Domini con teste matte nel pomeriggio del Carnevale di Vittorio Veneto. E sono il gruppo che va anche a chiudere la sfilata, ma vi invitiamo già a rimanere qui perché il divertimento non è ancora finito. Quindi No, come direbbe, non finisce qua. Non finisce qua assolutamente. Intanto vi ricordiamo che questa sfilata, ringraziamo fin da ora anche tutti i nostri sponsor, da Tecnomat, Banca di Credito Cooperativo Prealpi San Biagio, Maxi Spac, Sarlo Group, Conè Oggi Treviso, VIP Tende Alpen Plus, Toffolatti Gioielli e Maxi, come dicevamo, che salutano, che ringraziamo assieme agli esercenti del centro, naturalmente centro cittadino. Intanto attenzione ai cavi qui davanti. Qua ci divertiremo adesso e quindi mentre scorrono ancora le immagini del
Guarda quanta gente c'era quest'oggi a Vittorio Veneto. Noi siamo pronti, prima di invitarvi ad ascoltare il gruppo musicale che si esibirà direttamente davanti al municipio in Piazza del Popolo, quindi divertimento ce n'è ancora, poi ci sono le giostre, ci sono le frittelle, c'è di tutto qui in piazza, quindi la festa non è finita, però noi iniziamo a congedarci. Esattamente. Ma con calma però. Allora, intanto io direi, facciamo venire qui il presidente dei Carnevali di Marca. Prego, signor Presidente. Signore e signori, come si annuncia un acciaio inossidabile che si debba di grande rispetto, il nostro presidente Redo e poi Bezzo. Eccolo qui, allora, soddisfatto? No, prima volevo dirti che i carabinieri sono andati via, per cui sei salvo. Quindi Anch'io, non finisci, anch'io. anche tu sei salvo. Anch'io sono salvo perché sei un po' preoccupato, lo ero all'inizio. Ci aveva paura. No, allora, a parte le battute, Redo, come diceva Federico, dai, una battuta, cosa ti è sembrata oggi? Una grande giornata, un successo. Poche volte l'ho detto, sono sempre stato abbastanza schiscio, come dicono i milanesi, ma sei stato parco. Però oggi devo dire che è stato un gran successo, grazie al pubblico e grazie a tutti i cittadini, concittadini, non solo di Vittorio Veneto, che sono venuti a vedere anche questa sfilata di Vittorio Veneto. Vittoriesi, fatevi un applauso, vogliamo sentire Forza, l'applauso di l'applauso a tutti tutti voi. i vittoriesi che Bravi. erano quest'oggi in piazza e lungo Viale della Vittoria. Sono contento, sono anche soddisfatto, sono più tranquillo anche perché la sfilata si sta concludendo, quindi sai, anch'io sono sempre lì con l'occhio vigile per capire quella paura, perché appunto che vada tutto bene. Comunque sta andando tutto bene, è stato un grande successo, non mi limito a dire questo. Vedo ancora tanta gente, l'ho vista anche vedendo le inquadrature delle telecamere, è un bel colpo d'occhio, no? Veramente. Ringrazio i 15 carri che sono venuti a sfilare a Vittorio e tutti i volontari che hanno dato vita alla sorveglianza e alla sicurezza di questa manifestazione, i nostri sponsor e l'amministrazione comunale. E a voi due speaker. Oh, grazie. Roberto e Federico, i speaker ufficiali del Carnevale di Marca. Grazie. A confusione come noi nessuno. No, esatto. Poi tra un po' scapperemo perché qua tu hai detto che le forze dell'ordine non ci sono. Sono ancora là che vi stanno attenzione, quindi. Siamo sulla libertà, sulla parola. Attenzione. Allora, sempre qui in mezzo. Caro il nostro sindaco. Allora. Facciamo... Io farei avvicinare anche, anche gli se altri. non parla, venite qua. L'assessore con il portafoglio lo vogliamo di qua, che fa sempre comodo. Allora, sindaco, bilancio del pomeriggio. Lasciate che vi faccia i miei complimenti. Anche oggi avete evitato l'arresto. Ecco, siamo e vi fortunati. siete dimostrati ancora una volta all'altezza del vostro compito. Bravissimi, complimenti. Siete davvero bravi. Cosa dire? La giornata è andata molto bene. Penso che tutti abbiano tratto grande soddisfazione. Noi certamente come amministrazione siamo stati soddisfatti nel vedere tanta gente partecipare. Abbiamo visto nuova forza, nuova voglia di ripartire e quindi benissimo, è andata benissimo. Vi ringrazio voi due, ringrazio Carnevale di Marca, ringrazio tutti coloro che hanno concorso alla buona riuscita e ci rivedremo l'anno prossimo. Certamente, grazie al sindaco Antonio Miatto. Quindi abbiamo fatto parlare un po' tutti, direi. Sì, esatto. È giunto il momento di salutare tutti coloro i quali sono rimasti qui con noi quest'oggi. Vi ricordo, per chi è qui in piazza, lo spettacolo continua, è già iniziata la musica dal vivo in Piazza del Popolo, quindi rimanete qui a divertirvi insieme a noi. Allarghiamo pure l'inquadratura perché qui abbiamo un quadretto niente male. Andiamo a salutare tutti coloro che ci hanno seguito sulla Tenda TV e quindi un grazie anche ai tecnici Mirko e Francesca che hanno reso possibile tutto ciò. Un applauso anche a loro. Potrete rivedere le immagini di oggi sul nostro sito e anche sui social dei Carnevali di Marca. Che c'è? I palloncini, se qualcuno vuole I palloncini, volete un palloncino? I palloncini sono se lì. ci avete visto da casa e volete un palloncino, venite qui e c'è Egidio che vi dà un palloncino.
Ringrazio e saluto la signora Maria del quarto piano, Sì, che sì, sicuramente sì. è a casa che ci sta guardando. Certamente. Vi ricordo che naturalmente il carnevale, come diceva, non finisce qui, chiaramente spettacolo qui in Piazza del Popolo, ma noi proseguiremo martedì con il gran finale di Carnevale di Marca, Conegliano, Cornuda e anche Treviso, quindi di tutto un po'. Quindi poi naturalmente ai buoni vittoriesi do l'invito mercoledì, seguite la tradizione. Esatto. La cena della Renga è fondamentale. Bene, quindi detto tutto ciò, un grazie ancora una volta da parte dell'Associazione Carnevali di Marca a tutti quelli che hanno concorso alla buona riuscita di questo pomeriggio. Possiamo chiudere qui l'appuntamento vittoriese con il Carnevale di Marca e darvi appuntamento alle altre sfilate, quindi Conegliano e Treviso martedì, e poi per quello che riguarda Vittorio Veneto appuntamento all'anno prossimo. Ciao a tutti, ciao!